Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, benvenuti a questa occasione assolutamente non rituale che si chiama punto di partenza del piano strategico del turismo del Veneto 2021-2023. Adesso io do subito la parola a Mauro Viti per l'introduzione. Vorrei solo darvi un suggerimento, perché alle volte guardandoci intorno può sembrare tutto uguale. Non vi fate confondere dalla carrozzeria. Questo non è la prosecuzione del piano precedente, è cambiato il motore, è cambiato il propellente, ma soprattutto è cambiata la destinazione. Quindi rendiamoci conto che non stiamo semplicemente e ritualmente aggiornando il piano. Grazie Stefano, buongiorno. L'assessore Caner si scusa, arriverà un po' più tardi perché ha avuto un impegno istituzionale improvviso che lo farà ritardare. Allora, come diceva Stefano, non è una giornata rituale. Noi abbiamo intitolata "Riprogettiamo il futuro del turismo per il Veneto". Da dove siamo partiti? Noi siamo partiti da un programma regionale per il turismo 2018-2020 che è stato approvato nel 2019. Dopo un ampio percorso partecipativo che attraverso 5 tavoli tematici, prodotti turistici, infrastrutture, turismo digitale, accoglienza e capitale umano, promozione e comunicazione, a cui si è aggiunto l'asse dell'osservatorio e della governance partecipata, coordinati da altrettanti chairperson e una piattaforma digitale, ha coinvolto oltre 300 rappresentanti del sistema turistico regionale. Cosa stiamo facendo? Stiamo proprio ricoinvolgendo tutta questa platea di persone proprio per la riprogettazione. Il cosiddetto piano strategico del turismo veneto era articolato in 6 assi tematici, 29 linee strategiche e 94 azioni. Con i piani turistici annuali del 2019 e del 2020 noi abbiamo dato priorità alle cosiddette azioni di lancio e alle attività più immediatamente cantierabili. Adesso questo aggiornamento del programma regionale non risponde a una mera esigenza normativa e alla sua naturale scadenza, bensì muove dall'esigenza di ridefinire priorità e interventi alla luce dei mutati scenari a fronte degli impatti del Covid sul turismo, dei conseguenti cambiamenti della domanda e dalla necessità di accompagnare la ripartenza delle attività turistiche in tutte le destinazioni regionali. Oggi quindi riattiviamo questi percorsi partecipativi per delineare nel modo condiviso possibile le nuove linee strategiche di azione per il turismo veneto post-Covid. Anche questa volta ci avvaliamo dell'affiancamento di un supporto operativo per gli aspetti collegati alla facilitazione del confronto tra soggetti del sistema turistico regionale, che avverrà anche attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale di partecipazione al percorso di elaborazione per arrivare alla fine al nuovo piano strategico del turismo veneto. Auguro a tutti quanti voi e noi un buon lavoro. Grazie. Grazie Mauro. Come diceva Mauro Viti, è evidente che anche se non si tratta di una prosecuzione, non possiamo prescindere da una definizione degli scenari in cui siamo inseriti e per quanto possibile anche per quella spanna che riusciamo a vedere oltre il nostro naso. Detta brutalmente, è chiaro che tutti coloro che fanno previsioni hanno avuto delle belle gatte da pelare negli ultimi mesi. E per gli scenari il CISET, il professor Tamma, la professoressa Montaguti e la professoressa, mi ripeto il tuo nome, scusa che io sono impapinato, scusami Mighetti, ci portano uno scenario a più voci, giusto? Prego. Microfono, ve lo passo io. Questo è il nostro microfono. Bene, buongiorno. Da parte mia il saluto del CISET, del Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica, e sono qui con me, come si diceva, la dottoressa Valeria Minghetti e la dottoressa Federica Montaguti. Insieme vi presenteremo qualche elemento per fornire un quadro, uno scenario della situazione più vicina, ma anche un pochino più in là nel tempo. Ci limiteremo in questa mattinata a evidenziare qualche aspetto, secondo noi più significativo, e apriamo il discorso proponendo
qualche chiave di lettura, una prospettiva rispetto a quello che vedremo. Siamo di fronte a un nuovo mondo, è un po' la domanda che si pongono tutti da quando è cominciata la pandemia. Rispondere non è semplice ed è per questo che la prima cosa da fare è prendere un po' le misure, quale può essere l'angolo visuale più corretto per guardare avanti. Quindi fondamentale è porsi il problema di interpretare i segnali di cambiamento che stiamo vivendo. Su tutte evidentemente l'incertezza, questo è un elemento molto forte, dovuta alla volatilità di molte variabili. Poi ci aspettiamo evidentemente un contesto competitivo, era già affollato, forse lo sarà di più, e un cliente che si fa sempre più proattivo. Altro elemento che abbiamo toccato con mano, è sempre esistito nel turismo, ma forse oggi lo sentiamo ancora più pressante, è il fatto che sono fattori sia endogeni al settore turistico, ma altrettanto quelli esogeni che incrociandosi tanto determinano della strada che abbiamo di fronte. E quindi sarà necessario anche trovare veramente un bilanciamento fra quelle che sono delle urgenze di breve periodo, ma con una prospettiva strategica di medio-lungo periodo. Tutto cambia? Sì e no. Nel senso che rispetto ai numeri ci si aspetta che entro qualche anno, alcune proiezioni danno il 2025, si tornerà ai numeri precedenti, ma le cose non saranno tornate come le conoscevamo. La difficoltà probabilmente starà nel fatto che alcuni aspetti si presenteranno di per sé come nuovi, come diversi, in maniera molto esplicita, ma altri invece ci sembreranno quelli di sempre, ma nella sostanza non lo sono. In buona sostanza dobbiamo prepararci, e molti lo stanno già facendo, a progettare cambiamenti, adattamenti, nuovi modi di pensare, sia per gli aspetti più dirompenti che per la manutenzione di quelli che forse in modo strisciante cambiano. Ultime due cose da segnalare di prospettiva è il valore di un approccio olistico. Il turismo, lo abbiamo sempre saputo, è caratterizzato da una forte trasversalità e funziona bene se si integra molto con le altre filiere. A mo' di esempio ne abbiamo ricordate alcune. Quindi sarà necessario una imprenditorialità capace di far leva sulle intersettorialità, ma anche i progetti territoriali e quindi le misure, le norme, le regole devono tenere conto di questo, per arrivare poi, quando si arriva a scaricare a terra la propria forza sul territorio, sulle destinazioni, pensare che smart non vuol dire soltanto digitale, ma vuol dire il digitale che sa lavorare mettendo in moto tutti gli aspetti del territorio. Non poteva poi mancare un'attenzione alla formazione delle competenze. Questo mondo fa scoprire mestieri nuovi, nuovi modi di lavorare ed evidentemente bisogna investire in questo, nella formazione a tutti i livelli. Io vengo dall'università, siamo chiamati noi, ma non siamo gli unici. Anche dentro le imprese, anche dentro le amministrazioni e soprattutto nei rapporti c'è parecchio da fare. Ecco, questi sono un po' gli elementi di prospettiva. Io adesso passerò la parola alla dottoressa Minghetti che ci illustrerà alcuni elementi significativi. Prego. Bene, partiamo con le prospettive, quindi future, dal punto di vista congiunturale, quindi alcuni numeri di quella che è la situazione, di quello che ci si prospetta da qui ai prossimi anni. Allora, secondo l'ultima indagine condotta dall'Organizzazione Mondiale del Turismo su un panel di esperti, il rimbalzo in Europa è previsto nel 2022, quindi vedete il 47% degli intervistati lo sottolinea, trainato ovviamente, come sappiamo, dal turismo domestico, mentre il ritorno su livelli prepandemici sarà nel 2024, quindi il 46% degli operatori lo sottolinea, chiaramente soprattutto per quanto riguarda la parte di turismo internazionale e business. Quello che si è notato rispetto a gennaio 2021 è un tendenziale allungamento della proiezione, quindi ci sono molti più operatori che stanno spostando appunto l'orizzonte al 2024, se non addirittura 2025. Per quale motivo?
perché persiste ancora un mancato coordinamento per quanto riguarda la parte dei protocolli sanitari e di viaggio e sulla differenziazione della campagna vaccinale tra i vari paesi. Però c'è, diciamo, una notizia positiva. Come avrete sentito, dal 1° giugno è attiva la piattaforma europea per il rilascio del certificato Covid. 7 paesi sono connessi e hanno già attivato, quindi hanno già fatto sperimentazioni di emissione, che sono la Bulgaria, la Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Croazia e Polonia. Però dal 1° luglio, come avete sentito nei telegiornali di questi ultimi giorni, il certificato entra in vigore, ci sono 45 giorni, diciamo, di assestamento, tutto luglio fino al 15 di agosto. Quindi questa sicuramente è una notizia positiva. Oltre al discorso però del pandemico, quindi dell'evoluzione pandemica, c'è un discorso da fare riguardo all'industria turistica, quindi come l'industria turistica si riprenderà a fronte di questa tendenza. E qui il focus è soprattutto sui settori che hanno sofferto di più, che si sono trovati a ridurre l'offerta, costretti a ridurre l'offerta per comprimere i costi, in primis il trasporto aereo, ma anche l'hotellerie e l'intermediazione. Chiaramente per quanto riguarda il trasporto aereo, quello che si è visto è che la presenza o meno di collegamenti, il numero dei collegamenti e la frequenza chiaramente ha un impatto sulla geografia delle destinazioni che noi ci troviamo di fronte, che possiamo offrire ai clienti, anche soprattutto in un'ottica di lungo raggio. Quindi quello che la Airport International Council sta dicendo sta diciamo, proponendo una ipotesi di evoluzione esattamente in linea con quella dell'Organizzazione Mondiale del Turismo. Quindi i passeggeri ritorneranno a livelli 2019 tra il 2023 e il 2025 in relazione ai 2 scenari che loro propongono qui nel grafico che vedete, e chiaramente questo range è legato al fatto che il turismo domestico ripartirà molto più rapidamente, quindi ritornerà sui livelli 2019 già nel 2023, mentre dovremo aspettare per quanto riguarda il trasporto, i passeggeri internazionali. Sul fronte alberghiero alcuni studi ci stanno dicendo che al 2025 le strutture che avranno superato la crisi rivedranno il modo di offrire i loro servizi, quindi una serie di servizi che prima erano inclusi nella room rate verranno, diciamo, estrapolati e quindi si passerà a una formula à la carte, quindi in modo da aggiungere servizi in funzione di quella che è la richiesta della clientela, soprattutto nelle strutture di fascia economica. Quali sono gli orizzonti che ci troviamo di fronte anche in relazione alla predisposizione del piano strategico? Noi ne abbiamo pensati sostanzialmente 3. Il primo è quello che diciamo segue lo sviluppo del piano, quindi 2021-2023, che sarà però ancora un orizzonte di crisis management, cioè ci troveremo, come abbiamo visto in funzione dei dati appena illustrati, in una situazione ancora da gestire. Poi avremo invece l'orizzonte di recupero e stabilizzazione, quello che va dal 2023 al 2025, però quello più importante da monitorare è il 3, che parte adesso, che è quello che riguarda gli investimenti collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la programmazione europea che parte adesso. Quindi il Piano Nazionale avrà la sua conclusione nel 2026, la programmazione europea è 2021-2027. Quindi, come abbiamo sentito prima, probabilmente al 2019 torneremo ai livelli del 2019 in termini di numeri, ma non in termini di sostanza, quindi di caratteristiche del mercato che noi ci troveremo di fronte. Quindi sicuramente è importante iniziare adesso a progettare un cambiamento che sia funzionale a venire incontro a quelle che sono le esigenze dei turisti, quindi migliorare l'esperienza che loro vivranno, migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei prodotti da vari punti di vista. Per quanto riguarda l'orizzonte 1 mi permetto comunque di sottolineare una cosa, che la grande occasione che ha fornito la pandemia all'industria turistica è stata quella di poter recuperare il turismo domestico, quindi italiani che magari per anni hanno fatto vacanza all'estero, ma magari anche italiani che hanno scelto altre regioni italiane, parlando del Veneto. Allora, mai come questa volta abbiamo avuto una crisi globale che ci ha fatto vedere quanto la diversificazione dei mercati e quindi anche dei prodotti sia molto importante. E qui come esempio vi ho portato alcune destinazioni, quindi sia a livello paese che a livello di singola destinazione, che stanno investendo proprio in questo. Per esempio il sindaco di Londra, questo è uscito a metà maggio, ha avviato una campagna proprio per incentivare gli inglesi ad andare a visitare Londra.
Lo stesso la Francia ha avviato una campagna per offrire biglietti ferroviari a prezzi scontati per far sì che i francesi facciano vacanza nel paese. L'ultimo caso ovviamente è quello della Cina, che diciamo ha cominciato a agire in questo senso ancora prima di noi. Quindi, scusate, ho fatto un errore, ho sbagliato il tasto. Eccoci qua. Devi tararlo un pochino. Scusate. Eccoci qua. Quindi, siamo allora, come dicevamo prima, effettivamente di fronte a un nuovo mondo, ma secondo noi la pandemia sicuramente ha causato dei cambiamenti economici nei consumi, negli stili di vita che hanno avuto un impatto molto importante anche sul turismo. Però attenzione che non tutto è una novità. Sicuramente alcuni cambiamenti sono stati generati dal Covid e vedremo successivamente nel dettaglio alcuni di questi trend, quindi l'organizzazione del lavoro, il fatto che ci sia stato un risparmio forzato per alcuni diciamo categorie di famiglie e di consumatori, la crescita della commistione tra indoor e outdoor, la diffusione delle abitudini attive. Ma attenzione che il grosso non è altro che un'accelerazione di cambiamenti che erano già in atto nel pre-Covid e sono cambiamenti di tipo economico-sociale, ma sono anche cambiamenti legati proprio al mondo turistico e quindi qui ne vedete alcuni che poi verranno ripresi successivamente. Due elementi. Primo, attenzione che quello che dà valore e soddisfazione al turista è destinato a durare. Questa è un'esperienza che abbiamo visto con la crisi economica della seconda metà del 2008-2009, cioè quello che io come consumatore acquisisco anche a fronte di una decisione forzata, ma che mi dà soddisfazione, migliora la mia fruizione, io lo considero come acquisito. Quindi questo è un elemento importante, da questo punto di vista non si torna indietro. Secondo elemento però, attenzione che il consumatore in alcuni casi ha la memoria corta, quindi nel momento in cui la crisi è risolta, io ritorno alle abitudini precedenti. Quindi noi abbiamo coniato un termine che è il frozen consumer o il frozen tourist, ok? Cioè un turista che ha congelato le sue abitudini con l'inizio della pandemia e che sta aspettando che la situazione si ristabilizzi per, diciamo, ricominciare da dove si era fermato. Al momento i dati che noi abbiamo ci dicono che per quanto riguarda l'estate del 2021 apparentemente nulla cambia. Questa è l'ultima indagine fatta dalla European Travel Commission che è andata a analizzare quali sono le tendenze per quanto riguarda le tipologie di vacanza per l'estate appunto in partenza, quindi l'indagine era stata fatta a aprile, quindi copriva il periodo maggio fino a settembre. E vedete che sostanzialmente le tendenze sono coerenti, come già la Commissione sottolinea, sia con le edizioni precedenti dell'indagine, questa è la sesta, sia con il comportamento dei turisti pre-Covid. Quindi il 34% continua a scegliere la vacanza balneare, di cui 21% diciamo tradizionale e 13% più attiva, quasi il 15% la parte che riguarda appunto il discorso natura e outdoor, però attenzione che qui dentro c'è anche la montagna, e poi vedete la parte culturale, eccetera, eccetera. Quindi questo è un segnale importante. I turisti mantengono le loro preferenze, però cercano di adattarle in funzione della situazione in atto. Sì. Causa microfono, siamo costretti a fare un piccolo switch, se no non si sente. Scusate. La presentazione sarà a disposizione. Quindi, come avevamo anticipato, c'è una... Come anticipato ci sono alcuni cambiamenti effettivi introdotti dal Covid, molte altre cambiamenti in realtà erano già lì e si tratta solo di fenomeni che hanno subito un'accelerazione grazie in qualche modo alla pandemia. Adesso ci fermiamo solo su alcuni. Uno di quelli sicuramente in accelerazione, che era un fenomeno che era già presente prima, è la questione della polarizzazione economica, quindi di un assottigliamento del mezzo delle classi medie cosiddette. Che cosa ha introdotto il virus in questo scenario? Da una parte, come abbiamo sentito e sentiamo, no? Ci saranno le riduzioni, prima o poi verranno meno gli aiuti di Stato,
ci saranno chiusure, licenziamenti, eccetera, quindi una parte della popolazione mondiale sarà più in difficoltà rispetto a prima. Dall'altra parte, invece, chi ha mantenuto il lavoro ha risparmiato praticamente per 2 anni. Lo stock di risparmio è piuttosto alto in percentuale sul PIL in diversi paesi e la cosa più interessante è che questo reddito risparmiato ora a disposizione, tutte le indagini ce lo danno, investito specificamente nel turismo. Quindi questo che cosa significa poi per le imprese e le destinazioni? Da una parte che tutti i modelli di business marginali e le destinazioni che erano già in fase critica, se non riescono ad intercettare i fenomeni di trading up e trading down che faranno i consumatori più in difficoltà dal punto di vista economico, perché ricordiamoci che comunque il turismo è uno di quei beni su cui non si è molto disponibili, a cui non si è molto disponibili a rinunciare insieme alle tecnologie, quindi piuttosto si risparmia su altro o si trovano soluzioni per risparmiare durante la vacanza, altrimenti chi non riesce a intercettare questa cosa sul fronte della, diciamo, offerta più economica rischia di essere in grossa difficoltà. Dall'altra parte, il target di consumatori che invece ha risparmiato in questi anni, è vero che ha risparmiato, ma ha più reddito a disposizione e quindi l'arena competitiva si fa per tutti molto più ampia. E quindi è necessario lavorare per competere su questa fascia, anche perché rimane la fascia che poi alla fine è la fascia più esigente. E questo va tenuto presente anche andando a guardare un altro trend. Anche questo in realtà c'era prima, ossia la tendenza soprattutto su alcune generazioni, soprattutto la generazione Z, e per alcuni target tipo il lusso a cercare destinazioni non turistiche, mete alternative, esperienze autentiche, quindi che non sappiano troppo di organizzazione turistica. E questo trend sicuramente rimane accelerato dalla pandemia, però come avete visto anche prima, questo non significa dall'altra parte che perdiamo tutti quelli che invece in vacanza al mare vogliono andare in vacanza nei centri urbani, eccetera. Però anche questi signori sono quelli di prima, cioè sono mutati, quindi questo significa che da una parte sui prodotti alternativi, diciamo che costituiscono senz'altro un'opportunità, però è un'opportunità su cui bisogna lavorare per renderli, per coglierla e per poi rendere questi prodotti accessibili in 3 clic. E dall'altra parte però significa anche che bisogna continuare a lavorare e differenziare sui prodotti, diciamo così, mainstream, quindi non possono essere abbandonati, perché vanno al mare ma con esigenze diverse. Questo in particolare poi significa anche un'altra cosa, che il virus non ci ha risolto i problemi di gestire mobilità e di gestire le destinazioni. Perché se è vero che da un lato, anche questo è un altro trend in accelerazione, c'era già prima, abbiamo una fascia di consumatori che richiede ed è disponibile anche a pagare di più, questa forse è la vera novità, per avere servizi che rispettino la sostenibilità e che questa abbinata in questa esigenza in particolare è sempre più presente sul segmento lusso. È anche vero che una parte di questa tendenza si sta estremizzando e quindi dall'altra parte, questo forse si sente un po' meno in giro, c'è una tendenza opposta e quindi anche qui siamo di fronte a una polarizzazione. Questo significa che questa parte della domanda che, diciamo così, non coopera in qualche modo, bisognerà continuare a lavorarci con sistemi di nudging, quindi indirizzarli in qualche modo nella giusta direzione e continuando a gestire le destinazioni. D'altra parte, una gestione sostenibile è un elemento importante per la destinazione in termini di assicurare poi benefici economici a livello di residenti e per la competitività di lungo termine. E quindi non è che si può affidare a elementi di marketing che sono abbastanza volatili, anche perché
anche dei consumatori che spingono verso la sostenibilità, diciamo così, possiamo fidarci fin lì, perché molto spesso i turisti, anzi sempre dalle indagini che abbiamo, i turisti valutano che cosa è sostenibile, che cosa è rispettoso dell'ambiente, non in base a dati, valutazioni precisi ovviamente, ma in base a percezioni. Se avete qualche dubbio su questo fronte, potete pensare alla famosa spiaggia della Solvay in Toscana. L'acqua è limpidissima. L'acqua è limpidissima, ma è perché è piena di fosgessi, quindi attenzione a questa cosa. Un altro trend in accelerazione di cui sapete, avete sentito qualcosa, sicuramente è la questione della digitalizzazione. Che cosa significa? Che qui anche chi prima della pandemia non utilizzava e-commerce, non utilizzava piattaforme, non andava a informarsi online, adesso lo fa. Mentre su alcuni settori, la cosa interessante, ci sarà invece un rientro su magari tipo l'educazione, ci sarà un rientro all'utilizzo di strumenti non digitali, sul turismo questo aspetto non tornerà più indietro. E questo poi va abbinato al fatto che dopo 2 anni di più o meno stop and go, anche la parte dell'intermediazione tradizionale probabilmente non sarà più tanto la stessa che abbiamo lasciato prima della pandemia. E questo quindi diventa una questione fondamentale, rendere appunto tutto disponibile in 3 clic, soprattutto on site, perché anche qui questo era un altro trend già presente, si tende a prenotare volo e alloggio prima di partire, tutto il resto si organizza quando si è arrivati. Invece una cosa nuova che la pandemia tutto sommato ha portato è l'esplosione di tutte le formule alternative di smart working. C'erano in parte i cosiddetti nomadi digitali, ma adesso si è allargata molto questa platea. Dall'altra parte, e questo ovviamente riguarda le opportunità per quello che è sia la vocation, ovviamente, sia alcune formule poi per il turismo business. Dall'altra parte però si accelera probabilmente un altro elemento che abbiamo già che avevamo già prima, e cioè la riduzione dei viaggi business, soprattutto a livello europeo, era un trend di lunghissimo periodo ormai, la difficoltà sul fronte congressi e fiere, perché ovviamente abbiamo imparato tutti ad utilizzare strumenti a distanza. Questo significa che anche qui bisogna cominciare a lavorare su creazione di nuovi format che siano misti, virtuali, in presenza, per massimizzare comunque l'audience, approfittando di quello che abbiamo imparato dal digitale, ma dall'altra parte sia i produttori che gli intermediari, chi organizza attività, dovranno essere sempre più capaci di integrare il territorio all'interno dell'esperienza, non solo quella extra convegno, ma all'interno del convegno stesso, perché bisogna convincere chi potrebbe stare a casa e pagare una fee minore a invece arrivare nel posto, e quindi qui diventa chiave ovviamente la destinazione. E con questo io chiudo. Sì, rapidissimamente stringiamo su alcuni aspetti che sono emersi. Il mondo è cambiato, però avete visto, vediamo che non in senso banale. Sarà necessaria una grande intelligenza e una grande pazienza nel conciliare spinte diverse, nell'interpretarle e saperle indirizzare in maniera nuova. Lo sapevamo già, molti modelli di sviluppo turistico scricchiolavano e oggi scricchiolano in maniera ancora più forte, quindi adeguare è necessario. Il turismo resta al top nel ranking dei consumi, per fortuna, ma questi problemi di polarizzazione economica, come ci hanno spiegato, significa essere capaci di articolare l'offerta, in modo che ciascun segmento di domanda trovi la massima soddisfazione nel suo terreno. È necessario per questo allora investire nel nuovo, vi è stato accennato come, insistiamo su un punto, ci sono aree di business nuove, prodotti nuovi da scoprire, ma bisogna rinnovare anche quelli maturi, perché non verranno assolutamente abbandonati, solo che chi li frequenterà si aspetterà comunque di trovare
qualcosa di più interessante. L'aspetto della sostenibilità è un must. Certo che nel rapporto con la clientela ci sarà da lavorare parecchio, perché ci sono anche bias percettivi e alle destinazioni spetta il compito anche di indirizzare i messaggi e comunicazioni in modo giusto. La digitalizzazione è una strada senza ritorno, questo era un trend molto forte che viviamo da tantissimi anni. Ecco, noi vorremmo insistere su un punto, deve essere friendly. Deve permettere a un site anche in tempo reale di scegliere. Se ci metti più di 2 clic non va bene, devi lavorare sull'interfaccia. E evidentemente l'ultimo elemento che Federica ricordava, c'è tutta una parte di questa offerta legata al mondo del lavoro, e questa sì, ha subito da tempo, sta subendo e subirà delle trasformazioni molto forti, per cui qui c'è un terreno veramente da reinventare. Speriamo di avervi dato qualche elemento utile di ciò che c'è e di ciò che sta arrivando, e con questo concludiamo. Passiamo la parola al nostro chairman Stefano. Grazie. Grazie a tutti. Allora, ringrazio ancora Federica, Valeria e Michele. Diciamo che introducendo l'assessore Caner mi viene soltanto da fare questa battuta, non ovviamente su di lui, ma sul fatto che la nuova modalità del lavoro a distanza o degli eventi ibridi come quella che ci caratterizza è una modalità in cui è prevista una coreografia oltre che una organizzazione, una sceneggiatura e così. E quindi, come vedete, dobbiamo anche gestire una rotazione di mobilità. Giovedì scorso eravamo con Stefano Marchioro ad un convegno, si chiamava tavola rotonda, in realtà la tavola stava ferma, era quadrata e tutti i relatori giravano intorno, quindi ci è venuto in mente che anche alcune definizioni dovranno forzatamente cambiare. Vedrete che più avanti nella mattinata ci saranno altri movimenti in sala. Federico. Posso togliere la mascherina? No, chiedo anch'io. Buongiorno a tutti innanzitutto. Beh, innanzitutto ha fatto piacere anche a me ascoltare, perché tolgo il telefono se no poi vibra, e ha fatto piacere ascoltare l'intervento del professor Tamma e anche gli altri relatori del CISET, che ci hanno dato uno spaccato molto importante. Tra l'altro quest'ultima slide fa un po' il sunto di quella che è un po' la situazione, no? Io credo che siamo diciamo sulla strada giusta, perché la volontà che abbiamo noi come Regione Veneto nel kick-off di questo rivisitazione del piano strategico è proprio quella di capire da dove siamo partiti e dove dobbiamo andare, proprio in ottica di ciò che è accaduto con il Covid, no? Da queste slide, da quanto il CISET ci ha detto, abbiamo capito quali sono le cose che ci hanno portato, ci porteranno verso un cambiamento, i punti di forza, i punti di debolezza, quelle che sono le opportunità anche da cogliere nel sistema. Io voglio anche ricordare il percorso che abbiamo fatto fino ad oggi, no? Noi abbiamo voluto creare questo piano strategico, a volte magari questo piano da alcuni operatori era visto magari come l'ennesimo piano importante, ma che poi rischiava di rimanere nel cassetto. Penso che in questi anni abbiamo dimostrato, sia come struttura regionale, che ringrazio dalla mia segreteria tutti i dirigenti, i funzionari, ma soprattutto gli operatori, la gente che ci ha creduto, voi in sostanza, i chairperson, tutte le persone che hanno lavorato, che questo piano strategico che abbiamo messo in atto in realtà disegnava quelle che erano le linee di sviluppo della Regione Veneto. Ovvio che il Covid ci ha fatto riflettere su qualcosa, quindi avevamo la necessità di riposizionarsi, di capire da dove ripartire. Alcune cose secondo me erano già lungimiranti prima, continuano a esserlo
adesso, altre invece, anche di fronte a quanto abbiamo ascoltato fino ad ora, ci portano, no, a fare alcune riflessioni. Sul fatto che il turismo ripartisse anche velocemente, io francamente non ho mai avuto dubbi. È vero che forse nei numeri qualche anno magari dobbiamo aspettarlo, anche se secondo me molto breve, ma il cambiamento vero avverrà nella qualità, nell'innovazione. È la parola d'ordine che io già da qualche anno, e francamente lo dicevo anche prima del Covid, era proprio innovazione. Innovazione è, secondo me, la parola chiave per tutte le imprese, tutte. In particolare per l'aspetto turistico, perché qualcuno potrebbe pensare che invece sul turismo la questione valga meno. Perché? Perché si è sempre ragionato in termini di destinazione e non si è mai ragionato in termini di prodotto. L'innovazione è il prodotto, per carità, può essere anche la destinazione, perché anche la destinazione deve innovarsi anche nell'accoglienza, nell'aspetto organizzativo, deve innovarsi anche nell'arredo urbano, deve innovarsi anche nelle strutture ricettive che devono cambiare, devono adeguarsi ai tempi. Quindi anche la destinazione in quanto tale deve fare dei passi in avanti. Però l'aspetto più importante che noi dobbiamo gestire e dirigere è proprio l'innovazione in termini di prodotto, cioè creare nuove esperienze sul territorio. Queste esperienze, come mi insegna sempre Stefan Marchiolo, ma cito lui soltanto per fare sintesi, ma ne parliamo sempre col dottor Comacchio, Vitti, insomma tutti i collaboratori qua presenti, Sisto, la dottoressa, aspetta che se mi sfugge anche i nomi, dopo mi scampa qualche dubbio, insomma lei che è lì, Elena Bisol, pensa, è anche nel mio territorio, e c'ha il nome anche di un prosecco famoso, E dicevo, il tema dell'innovazione è fondamentale perché ci spinge a creare esperienze sul territorio e prodotti nuovi sul territorio. E noi su questo vogliamo lavorare e vogliamo far sì che questo piano strategico, questo adeguamento parta da questo tema, dal tema dell'innovazione tecnologica, che io tra l'altro vorrei collegare anche a alcune questioni che sono emerse anche dalle slide che avete sentito prima, e che è la trasversalità del turismo. Allora, oggi non perché ho un'altra delega in piedi, che è quella dell'agricoltura, però penso che il tema del buon bere, del mangiare bene, quindi dell'agroalimentare e dell'enogastronomia in generale sia fondamentale per questa regione. E il turismo da noi, lo sapete meglio di me, ha tanti driver. Ieri qualcuno si è arrabbiato, non si è arrabbiato, ma mi hanno fatto un'osservazione, perché ero all'inaugurazione dell'ex chiesa Santa Margherita a Treviso, dove è stato ripristinato questa chiesa che è diventata museo dell'ex collezione Salce. E ecco, per esempio, questa è una cosa molto importante, un museo innovativo, multimediale, aperto ai bambini, per esempio, a fargli vivere delle esperienze. Allora, in quell'occasione, ovviamente, ho messo l'accento sull'aspetto culturale, ma ho anche detto che la cultura è un driver per il turismo. Non l'avessi mai detto, per i puristi della cultura questa cosa qua è quasi un'offesa, no? Perché non si può dire che la cultura è un driver per il turismo, ma nel mio ragionamento è che qualsiasi cosa in questa regione porta al turismo, perché abbiamo una regione che tra varietà di destinazioni turistiche e di prodotti turistici nel territorio, quasi tutto ciò che facciamo ha un riscontro, ha un'evidenza sul piano turistico, no? È un dato di fatto, è inutile che ci nascondiamo, quindi non dobbiamo ragionare a livello campanilistico. A volte sento qualcuno che purtroppo per settori ragiona ancora in termini campanilistici. Invece dobbiamo capire che l'artigianato è turismo, che l'agricoltura è turismo, che i trasporti sono turismo, che la cultura, certo, anzi forse ancora di più del resto, perché questo è il paese ed è la regione con il più alto tasso, diciamo, di strutture e di cultura che forniamo sul territorio, no? Cioè abbiamo talmente tanto patrimonio storico, artistico, culturale, che sicuramente questo diventa fondamentale, però non dobbiamo percepirlo soltanto come cultura fine a se stessa, che è bellissima ed è fondamentale, ma perché non metterla a frutto e collegarla all'aspetto turistico? Non mi sembra di dire una bestemmia quando diciamo queste cose qua. Per qualche purista questa cosa qua sembra quasi, no, essere un'eresia, ma io l'ho voluta citare apposta perché sono proprio fresco
di questa esperienza qua. Quindi il tema dell'innovazione tecnologica e della trasversalità dei prodotti turistici è secondo me fondamentale. La rivisitazione di questo piano strategico deve partire da queste note qua, e l'abbiamo detto, con l'innovazione del prodotto, l'innovazione del processo, la trasversalità, e poi anche, se mi permettete, un altro tema fondamentale che è la formazione. Noi dobbiamo pensare alla formazione, anche dei nostri addetti, anche dei nostri operatori, dal front office, da chi riceve il cliente, se mi permettete, guarda Massimiliano, per prendere la categoria e non per guardare lui, anche di chi fa questo mestiere, anche degli albergatori o di chi fa l'extraalberghiero o agriturismo, insomma, perché purtroppo molto spesso Zaia ricorda sempre che noi dobbiamo tutto, ed ha ragione, ai nostri albergatori, diciamo degli anni 50 e 60, che sono partiti, no, quasi gettando il cuore oltre l'ostacolo, e se vogliamo partendo senza tanti piani strategici, cioè questi ci hanno creduto, hanno costruito, hanno preso la valigetta in mano, si sono trovati i clienti e hanno fatto partire delle località. Questo è vero, però se da un lato incensiamo, diciamo, quella generazione, dall'altro non è che dobbiamo pensare che oggi nel 2020 funzioni ancora così, perché non funziona così. La tecnologia ci porta a ragionare, a fare ragionamenti diversi. Quindi oggi che abbiamo gli strumenti, anche quella generazione deve capire che la generazione successiva deve formarsi sempre e deve innovare costantemente, perché è un attimo trovarci con un passetto indietro. Noi abbiamo una grande fortuna, questa è una fortuna di tutti noi veneti, che abbiamo un territorio che ha tutto, perché in pochi chilometri quadrati, lo diceva anche il Presidente Zaia l'altro giorno, abbiamo veramente tutto. Dal mare alle montagne, al Garda, alle colline, ai patrimoni UNESCO, al Delta del Po, qualsiasi cosa. Quindi qua c'è un concentrato, no? Io non dico che non ci siano altre bellezze in giro per il mondo, ma qua c'è un concentrato in pochi chilometri quadrati. Il risultato a volte qual è? Che proprio c'è tanta roba, invece di fare squadra e far girare il turista dappertutto, e una volta viene da una parte, una volta va dall'altra, oppure si costruisce un percorso sul territorio dove chi ha tanto tempo magari si fa un giro in tutto il Veneto, chi magari ne ha meno ritorna, tendiamo a chiuderci nella nostra destinazione, nel nostro prodotto, e tenercelo stretto. Questa è una logica che non va bene. E quindi quando parlo di formazione penso a questo, la necessità di accogliere il turista. La carta dei servizi è una cosa importante che era già prevista nel vecchio piano strategico e che va assolutamente innovata, e quindi la necessità di fare squadra insieme. Chiudo dicendo che noi abbiamo una sfida importante, che è quella anche della gestione dei nuovi fondi europei, quindi i Port Fairs prossimi. Tra l'altro saranno aumentati nella quantità, perché fortunatamente siamo riusciti a portare a casa nella loro interezza più risorse, e per il turismo dedicheremo molte maggiori risorse a quelle che avevamo previsto nel vecchio piano. Se vi ricordate, una mia lamentela era che avevamo raccolto circa 40 milioni, che poi li abbiamo portati a 50 grazie a un overbooking regionale, però la linea turistica non era ben definita, no? Era all'interno, e insomma l'abbiamo ricavata anche ragionando con le categorie che sono qui presenti. Avremo maggiori risorse e secondo me dobbiamo fare un ragionamento tra di noi, in parte lo stiamo anche già facendo, per investire meglio in maniera più puntuale e dedicata a queste risorse. E questo è importante perché dovremo continuare sull'aspetto strutturale, secondo me, perché un adeguamento anche delle strutture è essenziale, e io vedo che c'è fame. Io in questi giorni ho avuto anche la possibilità di girare un po' il territorio, di vivere anche anch'io qualche esperienza sul territorio, e ho parlato con degli operatori, degli imprenditori, e ho visto che hanno voglia di investire, di fare. Sul territorio, ma anche sopra. Anche sopra, infatti ho visto dall'alto un po' troppi capannoni, ma non importa, adesso lì ci dobbiamo mettere il fotovoltaico sopra i capannoni, non a terra sui campi, ecco, così tuteliamo anche l'agricoltura, e dall'altro però ho avuto modo di parlare anche con gli operatori, e ci sono effettivamente dei prodotti che sono di nicchia, ma non sono tanto di nicchia, perché quando tu hai un comunetto, lui si riferisce all'esperienza che ho fatto sabato col parapendio a Borso del Grappa, ma quando tu a Borso del Grappa, che è un piccolo paese, con tutto rispetto per chi ci ascolta, magari c'è qualcuno di Borso del Grappa, fa 60.000 presenze turistiche, quel comune, non
diciamo, i paesi attorno, perché tanti vanno da qualche altra parte, in qualche altro comune a dormire, no? Ma quel solo comune che è piccolo e che ha capito l'importanza del ritorno turistico sul Parapendio è incredibile, ed è un prodotto solo, cioè un prodotto solo. C'erano 2 ragazzi che arrivavano dall'America esclusivamente per venire a volare là. Ecco, quando si dice che uno prende l'aereo per venire a vivere un'esperienza particolare, è questo che si intende, perché lì c'erano le condizioni particolari, è un posto dove si vola sempre, costantemente, 365 giorni all'anno. Non succede questo dappertutto. Cioè, ma questo solo per dire cosa? Che in Veneto veramente abbiamo di tutto. Allora, questi 2 ragazzi magari sono venuti qua per fare il parapendio, ma quando sono qua scoprono i prodotti del territorio, scoprono che magari vicino a Possagno c'è la gipsoteca, scoprono che sono a un tiro di schioppo, come si dice in dialetto veneto, da Venezia o da qualsiasi altra realtà del territorio, e magari ci tornano. E magari a 20 anni vengono per fare il parapendio, magari a 30-35 ci tornano con la famiglia. Ecco che magari altri prodotti o altre situazioni possono essere, ecco, un po' coccolare il cliente è fondamentale. Allora, credo che quei fondi, quei Port Fairs, dobbiamo puntare sulla struttura, sulle strutture, sull'innovazione dei prodotti, sull'aspetto organizzativo, sulla formazione e sul digitale. Sul DMS noi stiamo cercando di fare un grande lavoro, dobbiamo far sì che tutti quanti credano a questo strumento, metterci insieme. Io vedo tanti giovani anche sempre in questi giorni che partono con nuovi portali turistici, organizzare l'offerta sul territorio. Io dico bene, va bene, però ricordiamoci che anche le start-up di impresa che partono su queste cose qua, ne nascono un centinaio e dopo poco tempo una novantina muoiono, anche di più. Allora, siccome noi abbiamo messo in piedi un sistema regionale importante, con un cappello regionale, dove tutti possono entrare, da un lato io incentivo anche i giovani a crederci su queste cose, dall'altro dico ricordatevi che c'è un ente, c'è la regione, ci sono gli imprenditori e queste cose dobbiamo organizzarle, perché se ognuno va per conto proprio il rischio è che alla fine buttiamo sul tappeto una valanga di iniziative che poi sono sconnesse una dall'altra e crea anche disorientamento nel turista. Ecco, forse questo è l'altro grande lavoro che secondo me dovremmo fare sul piano. Io sono stato anche troppo lungo, perché so che i tempi vedevo che ogni tanto mi guardava. No, sono stato un po' lunghetto, però questo era soltanto per, così, volevo portare il mio contributo a voi, anche se siete più esperti di me, perché lo fate di mestiere e ne avete già dimostrato le capacità, però insomma il vostro contributo sarà quello di adeguare, di innovare anche questo piano strategico. Quindi grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie anche al CISET per diciamo, gli importantissimi spunti che ci hanno dato. Buona giornata. Grazie Federico. Adesso tocca a me illustrarvi la carrozzeria, come dicevamo prima, cioè come si svilupperà tecnicamente il nostro lavoro. Hanno gli esponenti funzionari dell'assessorato che racconteranno meglio, entreranno meglio nel merito dei temi. Allora, come si svolge il piano? Semplicemente la carrozzeria è uguale. Oggi partiamo con questo primo evento, la carrozzeria è uguale a quella di 3 anni fa e sta tutto dentro un ombrello. Tutto questo che vediamo adesso è piano. E quindi c'è il kick-off meeting, ci sono i tavoli di lavoro, ci sono ovviamente degli altri eventi spot, vedremo quali saranno e mano a mano che si riveleranno utili, un momento di stesura e ovviamente una conferenza regionale, un momento di restituzione e di discussione in autunno, tendenzialmente speriamo tutti quanti di poterlo rifare in presenza e non ibrido come oggi.
I tavoli di lavoro partono subito, partono il 22, sono tutti online, quindi non avremo problemi sanitari e cercheremo di avere una maggiore efficienza tecnica, nel senso di avere interventi più brevi, tavoli più compattati. Chi volesse assurdamente potrebbe vederli tutti, però tendenzialmente cercheremo di farli in date regolari per ricordarcelo, quindi 22 e 23 di giugno, 6 e 7 di luglio, 20 e 21 di luglio. Sappiamo che si va avanti nella stagione, ma sappiamo anche che 2 ore si possono rubare a una giornata. Abbiamo cercato anche di scegliere le 2 ore che meno incidono, o speriamo che siano le 2 ore che meno incidono nell'attività lavorativa. I tavoli si organizzano con dei position paper, sono già scritti i position paper, sono un sacco di roba, li ho riguardati l'altro ieri, mi pare di ricordare qualcosa come 38 pagine, forse troppa roba, nel senso che magari li sfoltiremo un pochino, però crediamo che sia utile avere messo già in fila le fantasie e le idee più interessanti. Questi position paper si aggiornano ogni volta e quindi è un testo vivo, vengono discussi ai tavoli, vengono raccolti anche dei contributi immediati per chi non può partecipare al tavolo o magari preferisce scrivere i suoi commenti, e poi si va a un documento di sintesi che si porta avanti fino alla fine. Andando avanti, che cosa succede per ogni tavolo? I tavoli sono organizzati nel modo che conosciamo già, c'è un chairperson, dopo presenteremo il chairperson, un facilitatore che saremo noi, un editor, cioè che si occupa della scrittura e dell'aggiornamento dei position paper, la regione ovviamente e tutti i partecipanti da remoto. In questo caso non ci sarà la distinzione come 3 anni fa tra partecipanti fisici, tra virgolette, e remoti. I tavoli hanno una modalità abbastanza standard, ma perché ha funzionato, relazioni molto brevi, si parte ovviamente, ci si danno le regole, si lavora non più di 2 ore, e quindi ognuno può considerare anche negli impegni della propria giornata questa finestra. Si ragiona velocemente di illustrare i position paper, ci sono i giri di tavolo virtuali, ma ci sono, con interventi molto contenuti. Dicevo, nei tavoli successivi ci si ritrova il documento aggiornato, quindi anche per questo ci siamo presi alcuni giorni tra un tavolo e l'altro, ma crediamo che sia un modo efficiente. Una battuta finale su questo concetto di che cosa vogliamo tirare fuori dai tavoli. Non tanto i nostri punti di forza, abbiamo conosciuto alcune nostre debolezze che magari prima tendevamo a non sottolineare. È chiaro che tutto quanto si basa sulle opportunità e sulle sfide. Quindi dobbiamo lavorare più che non, forse ancora più che 3 anni fa, dobbiamo lavorare in una logica di futuro, proprio in modo scatenato, mi permetto di dire, dell'ultima graffa del periodo che tracciavano i colleghi del CISE. Ripeto l'ultimo schema, ed è questo, tutta questa cosa, position paper, giornata di oggi, tavoli, eventi, eccetera, eccetera, è esattamente il piano. Fantastico. Io Grazie. quindi manderei un video bellissimo che ci ha mandato
l'intervento che farà la direzione turismo in questa fase del kick-off meeting è orientato sostanzialmente alla restituzione di quelle che sono state le azioni del piano strategico che ci apprestiamo ad evolvere. È stato detto che questo piano strategico si pone, diciamo, in discontinuità. Il nuovo piano strategico si pone con elementi di discontinuità perché la pandemia ha introdotto sicuramente un cambio di paradigma importante. Nello stesso tempo però sono state gettate delle basi importanti con il piano strategico, il primo piano strategico del turismo veneto 2018-2020, che sono state soprattutto costruite assieme, ecco, non da parte della regione, da parte della direzione turismo, ma assieme a tutta il partenariato del turismo. E questo, quindi, questo aspetto legato alla governance è estremamente importante. Da dove siamo partiti? Come è stato detto prima anche dal nostro direttore, dottor Vitti, siamo partiti da una vision che metteva al centro il turismo come elemento di sviluppo economico generale, e da qui sono stati definiti 6 assi programmatici, o meglio, ovvero 6 obiettivi importanti, che sono anche la base dei tavoli di lavoro diciamo, che andiamo ad aprire a partire dalla prossima settimana. Quindi il tema dei prodotti, delle infrastrutture, del turismo digitale, della promozione e comunicazione, il tema dell'accoglienza del capitale umano e il tema poi della governance come asse trasversale. Questi obiettivi avevano originato, come si è detto, 29 linee strategiche e 94 azioni, quindi diciamo un catalogo molto importante di azioni definito, diciamo, insieme agli operatori, che poi sono state sviluppate in questi 3 anni attraverso i piani turistici annuali, quindi attraverso gli strumenti operativi che la Regione si è data per mettere in atto queste strategie. In particolar modo ci si è concentrati su dei temi prioritari, che le cosiddette azioni di lancio, con la costruzione poi per ciascuna di queste azioni di lancio di gruppi di lavoro tematici. Sono stati fatti importanti accordi di collaborazione e partnership con importanti soggetti istituzionali del territorio, in particolar modo con Unioncamere, con cui è definito un accordo di collaborazione per sviluppare azioni importanti, quali in particolar modo l'Osservatorio del Turismo Regionale Federato, i temi per la diffusione digitale e del marchio ombrello. Con Veneto Innovazione è anche stata fatta una convenzione per sviluppare altre azioni, in particolar modo quelle per lo sviluppo dei prodotti, per la rigenerazione dei prodotti turistici. Sono stati fatti anche accordi con i principali comuni capoluogo del Veneto per sviluppare il progetto alle porte dell'accoglienza, come vedremo. Quindi sostanzialmente questi 3 anni sono stati densi dal punto di vista operativo e hanno consentito anche di realizzare delle attività, dei progetti importanti. Nel 2021 in particolar modo si sono dando ulteriore attuazione al piano strategico, si sono poste le basi per il nuovo programma regionale per il turismo 2021-2023. Ricordiamoci che al di là, diciamo, degli elementi di discontinuità introdotti dalla pandemia, però ci sono anche importanti elementi di continuità, importanti basi progettuali che sono partite da subito e che continuano e continueranno ad evolversi. Ne citiamo solo alcune: l'Osservatorio Turistico Regionale Federato, lo sviluppo di nuovi prodotti turistici slow e green, il tema del ripensamento della meeting industry, la carta dell'accoglienza e dell'ospitalità, i temi della
del turismo digitale, del DMS, che sono stati anche ricordati come strategici da parte dell'assessore, il tema dell'informazione, dell'accoglienza diffusa. E anche queste azioni, diciamo, di lancio si sono sviluppate in maniera abbastanza articolata, portando anche dei risultati importanti. Altre azioni sono rimaste un po' più indietro, ma naturalmente verranno portate avanti nel corso di quest'anno e con la prossima programmazione. Pensiamo alla card regionale dell'End of Venice Card, quindi una carta di destinazione regionale. Pensiamo al tema dell'ecosistema digitale, pensiamo al tema del miglioramento dei servizi turistici, come valorizzazione della certificazione delle competenze, i contratti di destinazione, eccetera. Naturalmente accanto a tutto questo c'è stata anche un'importante azione di promozione e comunicazione svolta da parte della Regione sul territorio nazionale e soprattutto sul territorio estero, che chiaramente è stata soggetta a una flessione dal punto di vista operativo nel corso del 2020, ma che diciamo, pensiamo che possa ripartire, è già ripartita e ripartirà sicuramente alla grande nei prossimi anni. Ecco, a questo punto dicevamo i temi che si sono sviluppati nel corso di questa programmazione, che va a continuare ad evolversi con il nuovo piano strategico, erano sostanzialmente legati a sei assi, 6 obiettivi prioritari. Citiamo brevemente i temi più importanti di questi obiettivi, che poi sono stati anche il lavoro dei 6 tavoli che hanno lavorato per la costituzione del precedente piano e che hanno continuato a lavorare come strumento di governance condiviso tra la Regione e tutte le altre e tutti gli altri soggetti istituzionali, pubblici e privati, che hanno contribuito quindi alla definizione della politica turistica in questi anni. Io parlerò dei primi 2, prodotti turistici e infrastrutture, poi Elena Bisiol proseguirà col tema dell'accoglienza capitale umano e della promozione, e concluderà quindi Stefano Chioro con il tema del turismo digitale e il tema della governance dell'osservatorio. Molto sinteticamente, per quanto riguarda i prodotti turistici, si è lavorato molto sul portafolio prodotti, in quanto la necessità era quella di rigenerare da un lato dei prodotti maturi, di cui il Veneto dispone in abbondanza. Sono prodotti maturi, sono prodotti che necessitano di un rilancio e di un'innovazione, ma anche lavorare su nuovi prodotti già in via di sviluppo o addirittura prodotti di nuova introduzione attraverso azioni di sostegno. Per quanto riguarda i prodotti esistenti, un grosso strumento, una grossa mano è venuta per rilanciarli e per innovarli come ha detto anche l'assessore Caner, dai bandi POR-FESR del 2014-2020, che hanno portato circa 50 milioni di euro al settore, che hanno consentito di sviluppare start-up turistiche, di aggregare e sviluppare club di prodotto, di rigenerare soprattutto le strutture ricettive, nel senso di un'offerta turistica rinnovata e adeguata, di creare aggregazioni per promuovere il turismo, l'offerta turistica veneta sui mercati nazionali e internazionali. Accanto a questo c'è stato anche un forte lavoro di ideazione, stimolo e sostegno alla creazione di nuovi prodotti, oppure allo sviluppo di prodotti, diciamo, nuovi qualche anno fa, come ad esempio il cicloturismo. Importante in questo senso è stato lavorare anche su leggi regionali che hanno sviluppato questi settori slow, ad esempio la legge sul cicloturismo, la legge sulla valorizzazione dei cammini, che porteranno a sviluppare questi temi, il coordinamento dei club di prodotto del cicloturismo, che ha portato alla definizione di una carta dei servizi per, diciamo, definire un minimo comune denominatore per l'offerta di qualità in questo ambito, ma anche altri prodotti turistici nuovi, in particolar modo quelli legati ai temi letterari, musicale, legati al cinema,
ricordiamo il progetto Cult Create, e prodotti del tutto nuovi, diciamo ancora proprio alle loro origini. Cito ad esempio il geoturismo che si sta sviluppando nell'ambito del territorio delle Dolomiti, UNESCO Patrimonio dell'Umanità. E infine anche prodotti particolari che, come abbiamo visto, sono, diciamo, vanno ripensati alla luce anche degli effetti della pandemia, in particolar modo il mais, la meat industry, che necessita sicuramente di un ripensamento, una riorganizzazione, un forte aggancio con un orientamento col digitale e quindi con il tema della leisure, quindi della business legata al leisure. Passando brevemente, mi dà la parola a Elena, al tema delle infrastrutture. Il tema delle infrastrutture rappresentava un tavolo a sé nella vecchia, diciamo, nel precedente, nella costruzione del piano precedente. In questo caso non avremo un tavolo sulle infrastrutture, perché diciamo che i temi legati alle infrastrutture abbiamo sviluppati e incorporati, diciamo, in altri assi, e soprattutto abbiamo avuto anche il forte l'elemento di innovazione dovuto al piano turistico, al piano dei trasporti regionale, che, diciamo, è stato adottato quasi in questo periodo, e che raccoglie molti dei temi che erano stati lanciati dal tavolo e dall'asse infrastrutture, in particolar modo il tema degli hub turistici, dell'intermodalità, della integrazione tra pubblico e privato. Ecco, ricordiamo quindi il tema del progetto Le Porte dell'Accoglienza, con degli hub in corrispondenza di stazioni di aeroporti. Il tema del raccordo è anche importante con la strategia digitale regionale, con l'Agenzia Digitale del Veneto, e soprattutto in questo ambito il tema della mobilità lenta, che per il turismo era importante e lo sarà sempre di più, appunto, alla luce dei nuovi scenari delineati dalla pandemia. Il tema della mobilità lenta, che è stato sviluppato dalla Regione anche in connessione con l'attuazione della nuova legge sul cicloturismo, che sta portando una rivisitazione di tutto il tema dei percorsi cicloturistici assieme a Veneto Strade, per andare a ridefinire, migliorare e ampliare l'offerta di questo prodotto in grande evoluzione. Ecco, io mi fermo qui, lascio la parola a Elena per un breve excursus sugli altri due assi: accoglienza e capitale umano e promozione e comunicazione. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Allora, a me l'asse adesso, la restituzione sull'asse accoglienza e capitale umano. Aveva l'obiettivo appunto di supportare la crescita di territori e persone. I tre elementi trasversali erano l'informazione, la formazione e la qualità del servizio. Rispetto al primo elemento, l'informazione, si è lavorato sulla carta dell'accoglienza attraverso un processo partecipativo che è partito da prima del lockdown ed è durato anche durante il periodo del lockdown, con diverse rappresentanze degli operatori. È stata realizzata l'anno scorso questa carta dell'accoglienza, che si basa su 10 valori, tra cui la sostenibilità, l'accessibilità, la bellezza, la connessione, l'informazione, la competenza, la sicurezza, tantissimi valori che sono stati comunque considerati molto importanti con gli operatori stessi, e rivolta poi a 10 categorie di operatori che diciamo vertono sia del settore turistico, ma anche sono direttamente correlati con il settore turistico, come per esempio anche il settore dei trasporti o il settore della cultura. Sono stati poi approvati nuovi standard degli uffici turistici. Ad oggi sono riconosciuti 85 uffici IAT e oltre 220 infopoint, che naturalmente adesso si prestano a rivedere l'aspetto appunto diciamo di aggiornamento, anche di visitazione, diciamo di presentazione all'esterno. Il secondo elemento che vi ho citato, la formazione.
Altro elemento su cui abbiamo lavorato tantissimo in connessione con le rappresentanze sindacali e con la direzione Veneto Lavoro e Formazione Lavoro. La direzione formazione, scusate. Abbiamo lavorato con loro sul problema appunto alternanza scuola-lavoro e sulla revisione di quello che è il sistema formativo, cioè l'importanza di lavorare sui contratti di destinazione e le discipline appunto di apprendistato che devono diventare professionalizzanti, cioè un apprendistato duale, legato poi anche a diciamo dei problemi che possono nascere proprio con il discorso della stagionalità e quindi una qualità del servizio che deve essere valorizzata attraverso sperimentazione anche di, e questo è stato avviato con Union Camere nazionale, di certificazioni e valorizzazioni di nuove competenze e anche una revisione di quello che è il repertorio regionale delle figure professionali in allineamento con le linee guida nazionali. Quindi un grosso lavoro che è stato fatto e che sta continuando. Terzo elemento, la qualità del servizio, ovvero sono state disciplinate nuove tipologie di strutture ricettive in ambienti naturali che si prestano particolarmente, vista anche l'esigenza nuova che sta nascendo. Sono stati definiti degli adempimenti per le locazioni turistiche con l'adozione di un codice identificativo unico che in qualche modo ha posto a regime, diciamo, ha regimentato e regolarizzato un certo tipo di mercato non classificato e poi è stata ampliata la validità recentemente della classificazione delle strutture ricettive da 5 a 7 anni. È continuata poi la collaborazione con il Comune di Venezia per la gestione dei flussi turistici che adesso appunto andrà rivista alla luce anche delle nuove dinamiche. Andiamo all'asse della promozione e comunicazione. L'obiettivo era quello di valorizzare specificità ed eccellenze sotto il marchio regionale Veneto The Land of Venice. I tre elementi erano consapevolezza, marca, prodotto. Allora, nell'ambito dell'elemento consapevolezza è stato iniziato tutto un percorso online, naturalmente attraverso webinar, con le OGD, ma anche con le varie associazioni di categoria, con tutti gli operatori e grazie anche alla diffusione della carta dell'accoglienza dell'Osservatorio regionale federato, si è lavorato molto sulla cercare di far presente che era importante diciamo, rendere responsabili tutti di questo cambiamento, rendere responsabili tutti e soprattutto orgogliosi del proprio territorio. Secondo elemento, la marca, e qui andiamo appunto a sottolineare tre aspetti: l'aspetto del co-branding, l'aspetto degli eventi e dell'intersettorialità. Co-branding, ecco, qui è stata fatta un'analisi di quello che era lo stato dell'arte rispetto alla diffusione del marchio ombrello Veneto The Land of Venice. E in effetti quello che è emerso è che non c'è una grande consapevolezza di questo marchio in termini di diffusione. Quindi il passo successivo è quello di andare, si è già iniziato appunto ad aggiornare le linee guida che porteranno poi all'uso del marchio in maniera diciamo più stabile, con un manuale d'uso che diventerà diciamo un po' più ampio, che tenga conto anche di altre categorie che magari di soggetti non erano precedentemente considerati. E quindi poi iniziare una serie di azioni di destination branding, soprattutto attraverso un accordo con Union Camere e sistema camerale. E questo è importantissimo e sarà diciamo lo sviluppo di questa parte che purtroppo ha visto diciamo una decelerazione proprio per tutto quello che è successo. Altro elemento, la partecipazione ad eventi, naturalmente i mondiali di Cortina 2021, ma anche l'organizzazione da parte dei colleghi poi che seguono dalla direzione promozione degli Eureka MICE International Trade Show di Venezia, che sarà a Venezia appunto ad ottobre, altri fiere, workshop che hanno realizzato magari sempre tenendo conto delle nuove indicazioni, delle nuove procedure, e poi il bando PorFest per il sostegno di produzioni fiction, documentari, animazione e valorizzazione delle destinazioni venete. Terzo elemento, il prodotto, ovvero la specializzazione di strumenti legati ai particolari mercati e target. Anche qui, tenendo conto delle varie tipologie di esigenze, anche di linguaggi diversi, si è strutturato un sistema di comunicazione rivolto a diversi paesi. Per esempio per la parte del nord Europa è iniziato appunto adesso sono iniziate delle azioni diciamo di co-marketing con le compagnie aeree. Per la Cina nel 2021 ci saranno appunto delle formazioni, di corsi di formazione per gli operatori per promuovere, per rendere diciamo preparati per la promozione nel 2022.
Passiamo poi al, al sito www.veneto.eu, che ha visto appunto una sua implementazione con delle app collegate, ad esempio Veneto Outdoor, recentemente Veneto Around Me, che diventa un po' un hub per le destinazioni e per i prodotti. E poi il potenziamento di quello che è l'utilizzo dei social, che adesso si dovrà sviluppare sempre più in forma, diciamo, tailor-made, tenendo conto di quelle che sono le emozioni e che si collegherà poi anche a una diffusione poi della stessa carta dell'accoglienza, appunto, sulla quale si sta lavorando adesso per diffondere, diciamo, un nuovo approccio su "e tu come fai accoglienza?". Alla fine il coinvolgimento appunto degli influencer per campagne promozionali. Questo è tutto, passo la linea a te, Stefano. Sì, buongiorno anche da parte mia. Quello che vado ad illustrarvi è l'asse del turismo digitale, che aveva al centro il tema di sviluppare e innovare il turismo con il turismo a far da motore di un potenziale ecosistema digitale. Questo tavolo, ricordo, era coordinato da Maurizio Francescone, che oggi passa la mano, poi lo sentiremo, a Emiliano Biraccu. Una delle prime linee strategiche di questo asse era quello del rafforzamento dell'utilizzo e della diffusione del Destination Management System regionale. Ricordo che questo è un sistema di back office per organizzare l'offerta turistica delle destinazioni sul digitale, quindi per gestire tutte le funzioni tipiche di una destinazione, dall'informazione all'accoglienza, dalla promozione alla commercializzazione. È attualmente utilizzato dagli 85 uffici turistici del Veneto e soprattutto alimenta ben 150 tra siti di destinazioni, di reti di impresa, di club di prodotto, di marchi d'area, ma anche le app che venivano ricordate prima da Elena Bisiol, quindi Veneto Around Me e indirettamente anche Veneto Outdoor, e soprattutto, diciamo, contribuisce a quella digitalizzazione diffusa che era un altro delle linee strategiche del piano, che stiamo sviluppando, che è stato sviluppato anche attraverso le giornate del Digital Tourism Veneto organizzate da Fondazione Comunica con le associazioni di categoria, la Regione del Veneto e Veneto Innovazione. Un appuntamento importante che si ripete ogni anno intorno a novembre. L'edizione dell'anno scorso è stata molto interessante per i contributi che ha dato in termini anche di apporto di neuroscienze e neuromarketing nella costruzione della customer journey, nella gestione della customer journey nei confronti dei turisti. L'edizione di quest'anno è particolarmente interessante perché si aprirà a un livello internazionale e vanta anche una partnership, un gemellaggio virtuale con la Borsa del Turismo Online di Firenze. Sul tema della vendita online, appunto, da un lato il DMS, per la costruzione dell'offerta e, ripeto, sono sempre più le destinazioni, i club di prodotto, le reti di imprese che utilizzano il DMS anche per organizzare la loro offerta online. L'obiettivo non è quello di fare concorrenza alle OLTA, ma di mettere nelle condizioni il sistema di non rapportarsi uno a uno con le OLTA, ma di rapportarsi appunto come insieme di destinazioni. E poi c'è l'evoluzione verso l'ecosistema digitale. Qui si è costituita in questi anni una RIR, una rete innovativa regionale, Smart Land, Smart Destination, The Land of Venice, che ha proprio l'obiettivo di favorire il dialogo attraverso il DMS del mondo turistico con gli altri elementi della composizione di un ecosistema digitale, quindi i trasporti, la cultura, la sanità e quant'altro. E diciamo c'è stata anche ormai una individuazione di quelli che sono i territori dove andremo a sperimentare questo connubio tra il DMS e la costruzione di ecosistema digitale veneto. Nello stesso tempo si è portato avanti a livello nazionale, in coerenza con la strategia del Veneto, anche l'idea di un meta search a livello nazionale che abbiamo testato insieme alla Regione Abruzzo per conto del coordinamento delle regioni sul tema degli eventi, ma che in linea con quanto sta portando avanti il Ministro Garavaglia con il PNRR dovrebbe portare alla costruzione di un hub digitale a livello nazionale. E il sesto asse è quello che è derivato in qualche modo dallo stimolo da tutti i tavoli tematici che ricordava prima il dottor Sisto all'inizio,
ed è quello da un lato della governance partecipata. In questo senso, come è già stato ricordato, anche l'implementazione del piano è avvenuta attraverso un processo partecipativo. Appunto il coordinamento delle organizzazioni di destinazione, il coordinamento dei club di prodotto del bike, la riunione del Convention Bureau e delle associazioni di categoria regionale per quanto riguarda la meeting industry. La stessa carta dell'accoglienza è stata costruita appunto attraverso un processo partecipativo e dei focus group, e anche il tema del marchio ombrello che Unioncamere sta sviluppando insieme alla direzione promozione della Regione del Veneto, vedrà appunto un ulteriore processo di coinvolgimento. Sempre dai tavoli tematici era emersa con forza l'esigenza di disporre di dati certi, validati, ma anche facilmente fruibili da tutto il sistema turistico veneto. Da qui l'idea appunto dell'osservatorio come processo partecipativo attraverso un protocollo d'intesa che sta coinvolgendo oltre 40 soggetti, le 16 destinazioni, i 4 atenei, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, i loro centri studi, il CISET evidentemente, ma anche un player importante come SAVE in questo momento di ripartenza nella gestione degli aeroporti, il volontariato con UNPLI e recentemente anche il distretto del Veneto orientale. È punto di partenza, non certo di arrivo dell'osservatorio, è appunto la piattaforma che è aperta a tutti, quindi chiunque è collegato oggi può andare a consultare www.osservatorioturismoveneto.it, dove troverà sì dati tradizionali come arrivi e presenze, ma mostrati in termini dinamiche, con infografiche molto friendly nell'uso, come ci raccomandava prima il professor Tamma, e anche però dati nuovi, penso alla reputazione delle destinazioni, ma anche delle nostre imprese, dei nostri attori online, attraverso un accordo con DataPill, o grazie al contributo anche di Stefano Landi e Associati, un'analisi di tutte le principali fonti di monitoraggio del turismo, dall'Organizzazione Mondiale del Turismo alla European Travel Commission, eccetera. Non ci fermeremo qui, e uno degli obiettivi di questo piano è quello di implementare anche l'osservatorio, che non ha un tavolo tematico perché ha un suo board, un board che è espressione e diciamo emanazione della stessa cabina di regia. Ecco, noi ci fermiamo qui e passiamo la parola adesso ai chairperson. Allora, ritorno in voce io, soltanto per ringraziare ovviamente gli amici dell'assessorato per aver dato questo quadro, che è fondamentalmente lo zoccolo sul quale noi dobbiamo mettere i piedi e per saltare più in alto. Da questo punto di vista penso che dobbiamo cominciare a fare il salto più lungo. Chiamo quindi Italo Candoni e chair del futuro, mi permetto di dirlo così, perché il meglio deve venire, ma soprattutto dobbiamo essere noi a fare in modo che questa situazione così preoccupante che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, dalla quale vogliamo uscire il più presto possibile, ci porti in una situazione migliore e diversa. Prego. Grazie, buongiorno anche da parte mia. A me piace pensare che il gruppo, il paper che sono chiamato a coordinare, che è proprio il paper sulla trasversalità, come dire, sia la contrapposizione positiva a quella trasversalità che l'assessore diceva all'inizio deve caratterizzare
il turismo rispetto ad altri settori. E una best practice di questo l'abbiamo visto poco fa quando si parlava nella precedente programmazione di questo piano strategico del lavoro sulle infrastrutture, che ha portato a un inserimento nel piano regionale dei trasporti proprio di una sessione dedicata alle esigenze che questo sistema turistico aveva ed ha. Allora io affronterei velocemente con voi per parole chiave il tema della trasversalità rispetto al Piano Nazionale di Resilienza e rispetto alla coesione 21-27, quindi alle prossime risorse sovvenzionali per il settore che avrà e a cui è chiamato questo lavoro di aggiornamento del Piano Nazionale Strategico. Le parole chiave sono poche. La prima di queste sicuramente è integrazione e cumulabilità. Noi dobbiamo partire dal fatto di riuscire a ottenere una cumulabilità tra la progettualità finalizzata al turismo e una serie di fondi con caratteristiche diverse. Guai se ci fosse alternativa e non cumulabilità tra la possibilità di utilizzare i fondi del Piano Nazionale di Resilienza e i fondi previsti dalla coesione. A poter accedere a tutti con integrazione e cumulabilità aumenta la massa critica delle risorse per la progettualità turistica. Il secondo elemento, la seconda parola chiave è valorizzazione del territorio. E guardate che rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio costituiscono la parte centrale di addirittura un asse specifico, è il 5, quindi un obiettivo di policy specifica che è il 5, della prossima coesione 21-27. Noi riteniamo che il turismo più di altri possa contribuire con la propria progettualità proprio a questo processo di valorizzazione del territorio, dei siti UNESCO, di ciò che anche chi mi ha preceduto ha ben detto più e più volte. La terza parola chiave è integrazione tra filiere. Anche qui, anche questa dicitura integrazione tra filiere la ritroviamo spesso nella futura programmazione. Il turismo più di altri potrebbe qui far squadra con il food and beverage, certo, è il tradizionale, ma con la moda, con il legno arredo, e allora rispondendo anche all'esigenza di Stefano che diceva guardiamo avanti, guardare avanti significa per il turismo andare a creare una progettualità integrata con settori di tipo differente. Io di questo, guardate, sono convintissimo. Il turismo più di altri può giocare qui una parte di fattore di sviluppo trasversale e integrante tra le varie altre strutturazioni. L'altra parola chiave, anche questa importante, è un nuovo rapporto pubblico-privato. E qui lo stiamo facendo, lo ha detto l'assessore all'inizio, il lavoro tra la regione, il partenariato e le associazioni che sono anche qui presenti. Bisogna fare un upgrade ulteriore e nel piano strategico deve essere presente questo upgrade ulteriore, che è poi quello che disegnava un po' Stefano nell'osservatorio integrato federato di prima, cioè il fatto che il privato abbia anche un ruolo e ceda del proprio a questo ruolo per lo sviluppo. Quindi, e chiudo, per il turismo da qui al 2030 ci saranno degli anni che si portano dietro un'opportunità per davvero grande. E per avere questo il turismo deve essere riconosciuto, ma anche riconoscersi come forte elemento di trasversalità. E questo cercheremo di indicare nel nuovo piano. Grazie. Grazie Ito. Molte grazie. Nell'introdurre il secondo cerchio, Alessandro Martini, faccio solo una sottolineatura a questo passaggio che mi sembra un elemento che non dobbiamo mai dimenticare. Già adesso, già nel 2019, si stimava che i lavoratori per il turismo fossero un numero pari ai lavoratori nel turismo. Io ho l'impressione che più che pensare di crescere ulteriormente noi nel turismo, può darsi che
cresceremo lateralmente e questo sarà una ulteriore nostra ricchezza, perché probabilmente andremo a cogliere più anelli di valore. Ecco, questa è la mia impressione, che dà perfettamente suffragio a quello che dicevi tu. Un altro passaggio, ma poi lo svilupperemo più avanti, che ho l'impressione che sempre di più i soggetti privati guarderanno al turismo come un elemento di interesse anche per la loro crescita, il loro marketing. Io ho fatto spesso in questi ultimi giorni un esempio. C'è una mostra di un museo di Forlì su Dante Alighieri che è sostenuta dalla Orogel. Che diavolo c'entra? Come no, se c'entra. Vai Alessandro. Grazie, buongiorno a tutti. Per evitare ripetizioni di chi mi ha preceduto, mi piacerebbe, come suol dirsi, esordire con una provocazione, nel senso che è paradossale, ma forse serviva il Covid? È una domanda e naturalmente mi scuso per le eventuali offese che recherei verso sensibilità o per chi ha avuto effettivamente dei lutti importanti in famiglia, ma nel nostro mondo e soprattutto specificatamente per, diciamo, l'asse dei prodotti turistici, eravamo chiamati, le imprese erano chiamate, i territori erano chiamati, le destinazioni erano chiamate ad un cambio di rotta. Il precedente piano strategico, licenziato come ricordo nel 2019, ci aveva portato ad una visualizzazione e ad alcune prospettive che nel tempo avevano portato a maturare alcune azioni, alcune attività e alcune iniziative anche tra quelle già ricordate da chi mi ha preceduto. Pare evidente che questi 16 mesi, dal febbraio del 2020, hanno, come suol dirsi, cambiato completamente i paradigmi. Allora il tema è, oltre alle azioni di cui anche noi siamo parte attiva, per il cycling, per le attività di outdooring, eccetera, eccetera, pare evidente che siamo chiamati a una rivisitazione e quasi ad una rivoluzione copernicana nel ridefinire i prodotti turistici di questa regione. Ridefinirli nel senso innanzitutto culturale. Io sono d'accordo con la preoccupazione dell'assessore quando dice che chi ostenta scandalo nel momento in cui si parla di cultura come elemento primordiale dell'offerta turistica di questa regione probabilmente non ha ancora capito quale sarà il futuro anche della cultura nel nostro paese, nella nostra regione, nelle nostre località. Però la questione culturale è certamente, e mi allaccio alle questioni della trasversalità, sono elementi, ed è in particolare un elemento di grande pregnanza. Parlo specificatamente nell'accoglienza, nell'atteggiamento che i cittadini in primo luogo devono avere nei confronti dei turisti, degli ospiti. Noi parliamo spesso di cicloturismo, parliamo di cycling, the Land of Venice o in the Venice Garden o che dir si voglia, ma dimentichiamo che il primo biglietto da visita di una località per un cicloturista sono proprio i cittadini, sono proprio gli esercizi, sono proprio i negozianti, è il farmacista, è il tabaccaio, è il vigile urbano, eccetera. C'è una forma mentis che in alcune destinazioni va innestata ex novo, se posso permettermi. Sono ospiti che portano economia, che portano benessere, che portano in qualche caso ricchezza, ma molte volte l'approccio, il primo impatto non è certamente dei più beneauguranti. E poi c'è un altro aspetto che volevo sottolineare. Dal punto di vista strategico tutto è in fila, tutto è in linea, incluso l'ultima tappa con il bando del POR per le aggregazioni tra le imprese. E è stato un parto complicato perché
abbiamo chiesto alle imprese venete di partecipare in solido ad una progettualità proprio nel momento forse più drammatico dal punto di vista della disponibilità di cassa, e anche qualora vi fosse la disponibilità di cassa, qui non è una questione di grandi alberghi, piccoli alberghi o strutture più o meno patrimonialmente solide, è una questione mentale, psicologica. Questo bando aveva certamente la funzione di completare un percorso per arrivare a nuovi prodotti, a nuove aggregazioni, ad un'internazionalizzazione più spinta, e purtroppo siamo capitati nel bel mezzo di questa situazione. Quindi io credo che durante questi 30-40 giorni di lavoro dovremo anche capire come accompagnare chi dovrà scrivere il nuovo POR della Regione Veneto 2021-2026, sia negli elementi strutturali, sia nei contenuti, ma anche dal punto di vista procedurale, perché siamo incappati in aspetti procedurali particolarmente importanti, in qualche caso complicati, ma certamente è nostro dovere dare questo contributo. Chiudo con la parte degli imprenditori. Detto delle difficoltà finanziarie, rimane questo punto, e tutti guardano Massimiliano, ma purtroppo tocca a te, anche per il ruolo che hai con la tua fondazione. C'è un processo di cambiamento che è già tardi, come si dice, per certi aspetti. Noi abbiamo degli imprenditori straordinari che vedono oltre, diciamo, l'oggi, ma anche il domani e anche il dopodomani. Ma c'è un percorso di recupero, e non è detto che succederà per tutti, per cui probabilmente qualcuno o lo abbiamo già perso per effetto della pandemia o lo perderemo non appena ci sarà la concretizzazione degli effetti da settembre in avanti. Però c'è necessità di entrare in una visione e di dare a queste imprese strumenti di cambiamento, strumenti di adeguamento rapidi, purtroppo. Temiamo che dal momento che parliamo di una filiera produttiva globale, e non siamo... Certo, siamo la regione più bella, amiamo questo territorio, abbiamo l'offerta culturale e agroalimentare la più migliore, come suol dirsi in italiano, ma non siamo gli unici in questo pianeta. E abbiamo visto anche paesi considerati del terzo mondo superarci per certi aspetti, diventare più competitivi, e non solo per una questione di prezzo o di costi, ma anche per questioni legate alla capacità di accogliere, di innovare, eccetera. Allora, se parleremo, come le linee guida ci dicono, di innovazione di processo e di innovazione di prodotto, parlando di prodotti turistici, è evidente che dovremo mettere in fila anche chi si farà carico, perché nelle filiere industriali o comunque nel mondo della ricerca l'innovazione è molte volte a carico del pubblico e non del privato. Qui si tratta di capire fino a che punto dovremo chiamare a raduno i privati per farsi carico di questo processo di innovazione o innovazione di processo, che dir si voglia, e fino a che punto il sistema regione, il sistema Union Camere, il sistema nazionale dei fondi comunitari dovrà sostenerci. Ecco, ritengo che, senza entrare nel merito di quanto già detto dai colleghi, sarà un gruppo di lavoro, un tavolo sul quale, diciamo, le discussioni saranno stimolate, provocate e anche, credo, in maniera molto forte, ma l'obiettivo è di arrivare a restituire al coordinamento e quindi alla Regione degli indirizzi che accompagnino il sistema impresa in questo nuovo piano strategico. Grazie per l'opportunità e buon lavoro a tutti voi. Grazie Alessandro. Mi ha fatto venire in mente, mi ha
richiamato un tema che credo che sia fondamentale, che affronteremo insieme nel tavolo di cui lui è il chair, che è come si fa a mantenere in attività una fabbrica di prodotti, un laboratorio che sforni sempre nuovi prodotti. Perché se da una parte noi abbiamo una certezza che nessun prodotto è immortale, ma si cambia, gli stessi prodotti cambiano, dall'altra parte abbiamo altrettanta certezza che non è facile per niente inventare prodotti nuovi, che ci vuole forse uno spirito no, che magari col tempo si perde, una sensibilità alle tendenze che magari col tempo si appanna. Io quando ho cominciato a fare ricercatore socio-economico una trentina d'anni fa, si diceva che la maggior parte dei prodotti dell'epoca presente non erano presenti nell'epoca passata, che il 60% delle cose non sapevamo neanche che sarebbero arrivate sul mercato. È vero, a partire da questo, che 30 anni fa non c'era, io l'ho comprato il primo 25 anni fa, lo so perché ho un figlio di 25 anni e mi è servito durante gli ultimi periodi di gravidanza. Quali sono i prodotti dei prossimi 30 anni? Non lo sappiamo ancora, sappiamo che saranno diversi. Allora qui dovremo diventare veramente, so che come giustamente diceva l'assessore prima, 1 su 1000 ce la fa, ma bisogna provarne 1000, è un rischio, bisogna prenderci. Emiliano Biracu ha il non facile compito di introdurci al tema del digitale e dei big data. Buongiorno a tutte e a tutti. Vorrei ringraziare la Regione, gli organizzatori, la cabina di regia per questa opportunità. Per me sarà un onore nel portare avanti questo lavoro straordinario che è stato fatto in merito al piano strategico del turismo regionale Veneto e in particolare riguardo al tema del turismo digitale. Da un paio di settimane stiamo rientrando in una normalità diversa da prima. Il nostro compito è che dobbiamo essere all'altezza di questa sfida, noi dobbiamo tornare meglio di prima e il digitale è uno dei strumenti fondamentali che stava già portando una evoluzione nel mondo dello sviluppo dei processi produttivi, delle imprese. La pandemia ha semplicemente accelerato il processo della digitalizzazione. La Regione Veneto è stato all'altezza, vorrei ricordare che ha fatto un lavoro enorme in merito alla formazione del digitale delle imprese venete e questo è un compito trasversale, non rientra solo nell'ambito del turismo ma nel tutto il processo produttivo e il digitale è quel sistema che riesce a mettere una connessione intelligente tutti gli operatori del turismo ma anche gli altri operatori, come è stato ricordato prima, anche l'agricoltura, tutti gli altri processi produttivi. Nel 2016 la Regione Veneto assieme con Regione Abruzzo ha firmato un accordo con il Ministero competente nel poter sperimentare per prima il nuovo strumento digitale, il DMS, che è uno strumento fondamentale per poter raccordare tutte le start-up, tutte le applicazioni che ormai sono di una facile soluzione per poter dare delle soluzioni immediate e facilitatori in merito a questioni molto complicate. Il nostro compito è portare avanti il lavoro che è stato fatto fino ad oggi, non solo il DMS, che è un software in cui riesce a gestire tutti i servizi turistici delle destinazioni e mettere in connessione tutti i canali di distribuzione per poter migliorare la domanda, l'offerta turistica e catturare la nuova domanda turistica. Oltre a questo è stata elaborata la nuova versione beta chiamata Veneto Around Me. Questo rientra nel nuovo termine del digitale, viene chiamato l'ecosistema digitale Veneto. L'ecosistema digitale Veneto riesce a garantire una soluzione facile e immediata al turista digitale e nello stesso tempo riesce a qualificare l'offerta turistica.
l'ecosistema digitale veneto, vorrei ricordare che ci sono molte buone pratiche, esempi che sono stati portati avanti grazie a una collaborazione con Uniocamere Veneto, con Veneto Innovazione e con Fondazione Comunica. Inoltre è stato fatto un'ulteriore collaborazione con la rete innovativa della Regione Veneto. Nel 2021 ci sono moltissime sfide che noi vorremmo portare avanti. Prima di tutto vogliamo portare una nuova cultura digitale alle imprese turistiche venete. Bisogna continuare con la formazione digitale, bisogna continuare con la promozione dei sistemi come il DMS Veneto, come l'ecosistema digitale, per poter portare all'attenzione di tutte le imprese tutte le buone pratiche. Ci sono molti esempi di successo, non solo in Italia ma anche in tutta l'Europa. Basta ricordare il modello di organizzazione di DMS in Francia, in Inghilterra, in Irlanda, e poi l'ecosistema digitale deve portare anche l'innovazione e competitività del sistema produttiva. Un altro punto importante che va ripreso dal Piano Nazionale della Resilienza e Ripresa è la cultura. Bisogna creare le condizioni per poter creare nuovi contenuti digitali e questo saranno prodotti da nuove start-up, da nuove imprese, per poter stimolare una economia basata sulla conoscenza. Quali sono gli obiettivi di questo gruppo di lavoro? Bisogna sperimentare l'ecosistema digitale veneto, capire quali sono gli attori locali interessati nel poter coinvolgerli in questo progetto. Tra questi non solo il DMS Veneto, ma anche Veneto.eu, Osservatorio del Turismo Regionale e Federale, tutte le associazioni di categoria, e bisogna definire primi elementi di standard di governance e la sua pubblicazione. Poi un secondo obiettivo è la prosecuzione ed entrata a regime della digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo. Come è noto, il progetto si basa sulla definizione univoca di DMS emersa da un benchmark internazionale, e questo è un software unico in grado di gestire in modo integrato tutte le attività tipiche di una destinazione turistica, favorendo anche l'organizzazione, informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione, compreso le funzionalità di booking e dynamic packaging. E qui vorrei fermarmi su un altro obiettivo, ruolo fondamentale che ha non solo il DMS ma anche l'ecosistema digitale. È in grado di ridurre la dipendenza diretta dei nostri operatori turistici nei confronti delle OLTA. I dati del 2020 comunque stavano dimostrando un ridimensionamento del ruolo delle OLTA. Invece la pandemia, con le restrizioni e con i lockdown, ha azzerato il lavoro diretto degli operatori turistici con le OLTA. Comunque noi non vogliamo creare una connessione diretta solo con il DMS, ma noi vogliamo anche creare un booking integrato con le OLTA. Riesce ad essere in grado per poter sedersi con le OLTA, per poter portare alla nostra regione una parte delle commissioni che loro riescono a guadagnare alle nostre attività produttive, al nostro settore del turismo. Poi un altro obiettivo è il rilancio delle imprese turistiche, migliorare la performance delle imprese turistiche, incrementare l'occupazione. Nella fase di rilancio del post-Covid è necessario mettere a disposizione delle imprese turistiche ricettive e qui saranno a disposizione ingenti dotazioni finanziarie e noi dobbiamo essere all'altezza per poter creare una nuova offerta verso nuovi modelli di domanda turistica che emergeranno e si qualificheranno come strategici. Le misure di sostegno proposte consentiranno alle imprese della filiera turistica di effettuare interventi infrastrutturali per operare una vera e propria rigenerazione dell'impresa, in particolare delle strutture ricettive. Gli interventi sono orientati all'innovazione del prodotto, dei servizi in ottica di sostenibilità, economia
verde, applicazione dell'ICT e dell'intelligenza artificiale. Tali innovazioni consentiranno alle imprese di poter affrontare il mercato in modo competitivo, mantenendo un elevato rapporto PIL e occupazione. Poi un ultimo obiettivo è la possibilità di costituire un nuovo ecosistema digitale veneto intersettoriale, coinvolgendo tutti gli operatori che sono complementari al turismo, e questo deve essere fatto nell'ottica dei nuovi contributi che stanno arrivando nella definizione delle Smart Destination Land oppure delle Smart City. Smart City, come la classica definizione, non è semplicemente la digitalizzazione dell'infrastruttura, ma è una connessione intelligente di tutti i servizi che le destinazioni turistiche riescono ad offrire. Grazie. Grazie a lei. Mi stimola molto il ragionamento che il digitale è probabilmente una componente trasversale, forse non è un prodotto in quanto tale, ma devo dire, e anche per introdurre il tema che affrontiamo adesso, è che da tutte le esperienze che abbiamo fatto, che sono state fatte, il digitale non sostituisce lavoro, qualifica lavoro. E allora un tema fondamentale delle competenze è come incorporare le competenze digitali in tutti i lavori che non lo sono, perché poi in realtà diventano una sorta di precondizione le competenze digitali. Ora, è sufficiente guardare la piramide demografica per sapere che arriveranno ondate di competenze digitali. D'altra parte, quello che ci è successo negli ultimi 16 mesi appunto sono altro che cavalloni di competenze digitali che hanno come dire, implicato tutte le funzioni, non solo le funzioni come dire, di lavoro, no? O sociali, ma le funzioni individuali. Quindi credo che questo sia uno degli assi portanti della nuova carta dell'accoglienza, ma anche della nuova qualificazione del capitale umano. Prego Massimiliano. Allora, buongiorno. Con piacere mi ritrovo ad affrontare il tema legato proprio all'accoglienza e al capitale umano, che mi ha visto partecipare al tavolo in qualità di chairperson su un tema che a me sta molto e particolarmente caro, sia in duplice veste di rappresentante, diciamo, di una categoria degli albergatori, sia in quella di un riferimento per quanto riguarda uno dei nuovi modelli formativi che attualmente il Veneto può vantare come primato a livello nazionale. Mi riferisco anche agli ITS. C'è un dato importante, parto dall'accoglienza, che è un tema importante che vede, a mio avviso, la partecipazione sotto la veste di protagonisti di tutti gli attori di un territorio e non di comparse. E quando dico tutti gli attori, si parte in modo veramente trasversale dalla figura di chi fa e si adopera nel commercio, di chi fa il trasporto, di chi fa l'accoglienza nelle strutture ricettive. Tutti questi soggetti sono legati da un filo apparentemente invisibile, ma che di fatto contribuisce a sviluppare quella che è la qualità di un prodotto turistico di una regione. Quindi con la responsabilità di trovarsi attori protagonisti di un qualcosa che non è una fotografia. Io credo che commettiamo a volte l'errore di dire il turismo è cambiato. Il turismo cambia, il turismo non è una foto, il turismo è un film, il turismo è una serie di Netflix fatto di innumerevoli puntate che cambia in continuazione. Siamo passati dal giallo pre-Covid all'horror del Covid, al film d'azione probabilmente che ci aspetta adesso e a qualcos'altro in costante dinamismo. Ed è con questa consapevolezza che secondo l'obiettivo, a mio avviso, del tavolo dell'accoglienza e del capitale umano, ci si debba porre prendendo proprio consapevolezza del ruolo di ognuno di noi che svolge nel sistema turistico regionale, in una regione peraltro che ha leadership dal punto di vista turistico e quindi ha non solo l'onore ma anche l'onere forse di guidare il Paese fuori da un momento così difficile come quello che abbiamo e stiamo attraversando.
L'altro punto credo che sia importante sottolineare, che è frutto a volte in questo momento anche di polemiche, abbiamo visto sulle campagne stampa in questi giorni la difficoltà, no? Del reperimento delle risorse umane necessarie a far ripartire il nostro settore. Ma ci sono dei numeri importanti, forse anche di questo dobbiamo prendere consapevolezza. 1.600.000 lavoratori operano nel turismo, 4 milioni e mezzo se parliamo anche di tutto l'indotto. Quindi sono numeri sostanzialmente veramente importanti. Il 7% degli italiani lavora nel turismo. Ecco, con questi numeri in una regione assolutamente pesante da questo punto di vista, facciamo anche una considerazione importante. Il 40% dei lavoratori del nostro settore nella regione Veneto proviene dall'estero. Quindi c'è da fare veramente un grande lavoro e qui ecco che entra in campo la competenza, entra in campo la formazione del capitale umano, perché se è vero che il turismo è l'oro del petrolio di questo paese, dobbiamo forse fare un investimento importante su quello che è il capitale umano, che è poi la risorsa che questo petrolio lo deve estrarre. Credo che i lavoratori del turismo devono essere considerati, l'ho già detto e lo ripeto, una categoria speciale, perché lavorano il sabato, perché lavorano le domeniche, perché lavorano in giorni particolarmente in cui altre categorie probabilmente non sono impegnate. E con questa consapevolezza la formazione riveste un ruolo strategico e fondamentale. La formazione non solo degli addetti, quando dico addetti non sono solo i lavoratori del nostro settore, ma certamente anche gli operatori del nostro settore. Quindi mi ci metto dentro anch'io. Abbiamo assoluta necessità di un costante livello di formazione specifica e le competenze, questa parola che sentiamo dire spesso, diventeranno forse uno dei must principali da qui al futuro per consentire al nostro sistema turistico, ricettivo, regionale di competere nella sfida internazionale, ricordando che solo collaborando anche attraverso le associazioni di categoria a tutti i livelli, senza tirare muri di appartenenza sindacale a un settore piuttosto all'altro, ma solo giocando con la stessa maglia che è quella della nazionale italiana, che non è quella della partita dell'oratorio, saremo in grado di competere e di vincere le sfide internazionali. Quindi, due temi veramente strategici a mio avviso: accoglienza da un lato, che è sfociata su un lavoro importante, che è stato quello della carta dell'accoglienza, appunto, una fase successiva al tavolo dell'accoglienza, e l'altro tema che dovrà vedere coinvolte certamente anche le organizzazioni sindacali e rappresentanze dei lavoratori è quello di rivedere forse anche un modello che lega il rapporto tra i datori di lavoro e i nostri collaboratori, che non può essere ancora quello legato al modello anni 50 con qualche evoluzione che ha avuto strada facendo, ma che deve essere un modello assolutamente flessibile, con una consapevolezza, e qui chiudo il mio breve intervento, con una frase che certo non ho coniato io, ma che oggi resta assolutamente attualissima, che è quella che non vince il più forte, ma quello che riesce ad adattarsi più velocemente al cambiamento. E oggi siamo costantemente in un momento di cambiamento. Grazie a tutti. Grazie a te, Massimiliano. I dinosauri si sono estinti, le formiche sono ancora qua, diceva un modo carino e elegante per... Ma su questo tema dei rapporti di lavoro credo che in effetti ci sia da fare laboratorio anche qui di esperienza, perché il modello fordista, o come diavolo lo vogliamo chiamare, è chiaro che non si confà all'evoluzione del mercato turistico. Dopo, per carità, ognuno in casa sua farà le cose che meglio ritiene, però ho proprio l'impressione che poi diventa, tra l'altro il modello di lavoro e la qualità del lavoro diventa uno degli elementi della comunicazione della qualità del prodotto. Pensate a quanto sempre di più, adesso sto tirando la volata ovviamente a Roberto Crosta, quanto sempre di più questo riconoscimento o questa necessità, questa precondizione di buone condizioni complessive, cosiddetta responsabilità, riguarda non più solo la responsabilità nei confronti dell'ambiente o sociale, ma anche nei confronti dei lavoratori. E quanto noi stessi, quando pensiamo ai competitori ad esempio del terzo mondo, siamo inorriditi da come trattano il loro ambiente e i loro lavoratori. È un dato di fatto. Roberto. Grazie, buongiorno a tutti. Mi verrebbe da dire che
quello che sta emergendo oggi è che il tavolo della trasversalità non riguarda soltanto Italo Candoni, ma che tutti quanti noi saremo chiamati a fare un lavoro di grandissima trasversalità. E parto da questo assunto qui perché, a mio parere, proprio sentendo gli amici che mi hanno preceduto, emerge come sarà fondamentale anche un dialogo costante tra noi chairperson, proprio per orientare al meglio il lavoro che dobbiamo fare. Prima di dare 3 sottolineature, però, io vorrei dare un ringraziamento a Federico Canera e a tutto il suo staff per aver pensato alla revisione del piano strategico. Non dico ad un aggiornamento, ma dico proprio alla revisione. E perché stiamo giocando una partita completamente diversa rispetto alla quale eravamo partiti quando abbiamo scritto il precedente piano strategico. Tante cose ci sono ancora, tante cose le avremo riviste, però sicuramente il Covid ha avuto moltissimi demeriti, ma anche alcuni meriti che sono già stati sottolineati, e cioè quello di chiedere una forte accelerazione su alcune attività. Alcune le abbiamo già viste, non mi soffermo, vado a quelle del mio tema, che sono soprattutto sulla promozione, e 3 sottolineature. La prima è quella di come l'Osservatorio Federato, che è già stato citato, dovrà diventare sempre più uno strumento proattivo, non uno strumento storico, non uno strumento che guarda al passato, ma uno strumento di programmazione. Gli operatori come non mai hanno bisogno di questo, e del lavoro che stiamo facendo con Unioncamere, che stiamo facendo ovviamente con la Regione, per fare in modo che questo Osservatorio del Turismo diventi uno strumento di programmazione per il futuro. E questo è quello che ci si attende. Su questo io credo sarà fondamentale che dialogare con gli altri convitati attorno a questo tavolo, visto il lavoro che ha fatto CISET, che ho molto apprezzato, e credo sarà opportuno e necessario mettere assieme anche aspetti di questo tipo, e sono sicuro che con Michele Tamma troveremo certamente degli spazi di dialogo. Il secondo aspetto è un lavoro che abbiamo iniziato a fare, che non era del tutto previsto, ma che dovrà essere potenziato, che è quello della congiuntura del turismo, sempre con Unioncamere. Un altro aspetto fondamentale, perché dobbiamo uscire dalla logica del numero inteso come un dato che ci serva per dire solamente un andamento di stock. Non è soltanto un andamento di stock, è molto di più. È uno strumento, dicevo prima, di programmazione, ma è anche uno strumento di promozione, e adesso arrivo subito a spiegare perché è uno strumento di promozione, perché è quello che ci consentirà in futuro di lavorare da un lato su quello che ci aspetta da un punto di vista di nuovi mercati, ma anche riprendendo l'intervento di Massimiliano di prima sul tema delle competenze. Il tema delle competenze è fondamentale, il tema della revisione dei lavori che ci sono da fare sul turismo è fondamentale. Io credo che queste indagini ci possano aiutare molto. E un altro aspetto è quello che ha trattato già diffusamente Elena Bisol prima, che è quello del marchio ombrello. Su questo aspetto qui, in questo biennio, non abbiamo fatto moltissimo da un punto di vista di promozione trasversale. Sono state fatte molte azioni che Elena ha delineato, però ovviamente c'era poco da promuovere in questo momento, perché la situazione era che l'unica promozione che si poteva fare seriamente era quella da un punto di vista sanitario, mi verrebbe da dire, ma non di promozione globale a 360 gradi di quello che ci attende. Ecco, da questo punto qui ci piacerebbe ripartire, lo riteniamo fondamentale, per un aspetto reale di trasversalità. Federico Caner prima diceva c'è lo stupore da parte della cultura di essere un volano del turismo. In realtà io credo che tutto il sistema economico debba diventare un volano del turismo, dall'industria all'agricoltura, dal turismo al commercio, dalla cultura agli eventi sportivi, e quindi dovremmo lavorare veramente su una promozione del marchio ombrello che ci conduca a pensare ad un sistema veneto da promuovere e che si autopromuova. Su questo aspetto qui credo sia fondamentale anche l'esperienza che stiamo vivendo con la Regione, ora che l'abbiamo strutturata, della nostra nuova società consortile Venice Promex sull'internazionalizzazione, che potrebbe diventare uno strumento anche questo di leva. Grazie e ci auguriamo buon lavoro. Grazie Roberto. Io prima di
invitare i componenti, la cabina di regia a prendere la parola qui, che forse è la cosa logisticamente più facile che non fare una tavola rotonda quasi infattibile nella zona ibrida di tutela sanitaria che stiamo vivendo. Volevo andare dietro all'ultimo ragionamento che ha fatto Roberto, che mi sembra molto stimolante, perché ho sempre pensato che i prodotti fossero degli ambasciatori del territorio e a un certo punto hanno cominciato a pensarlo anche i produttori. Al di là dell'esempio che ho fatto prima della Orogel, mi sembra che adesso, guardando semplicemente da utente le pubblicità, dopo il grande sfondamento che ha fatto l'ICNUSA parlando della Sardegna, che in sostanza è lo spot più bello che io abbia mai visto della regione Sardegna in televisione, anche se ovviamente è lo spot di una multinazionale, mi pare che adesso questo gioco ha trovato, si è moltiplicato, no? Dall'ICNUSA a 6 di Parma a sé. Mi sembra adesso di avere visto che c'è un caffè che parla di Genova, una birra che parla di Messina e puntini puntini. Cioè i territori sono diventati un valore per i produttori. Quando prima i produttori si vergognavano quasi di dire dove avevano la fabbrica, adesso ne vanno orgogliosi. Allora credo che si apra una stagione per cui quando noi parliamo di promozione o di comunicazione dobbiamo pensare che noi mettiamo un chip che poi diventa il moltiplicatore e non soltanto che siamo lì in difesa, abbiamo pochi soldi da spendere. Pensiamo quanti soldi ha l'impresa di questa regione da spendere in comunicazione e quanti potrebbe spenderne insieme a noi. Non so se questo è un lancio per Antonello De Medici, che vorrei chiamare sul palco, e così chiamerò poi gli altri membri della cabina di regia. Prego. Bene, allora intanto grazie per l'organizzazione di questo evento, grazie all'assessore Caner, alla sua squadra della direzione turismo e ovviamente a CIST che ci ha presentato alcuni spunti interessanti, e grazie anche ai coordinatori dei vari tavoli, perché credo che abbiano trasmesso soprattutto l'entusiasmo di chi lo vive e chi ci crede. Spesso il turismo è stato additato come un qualcosa di ancillare. Io credo che invece siamo una realtà fondamentale sia per la contribuzione al PIL che per l'opportunità di sviluppo e di occupazione, perché sul tema dell'occupazione ci sarebbe molto da fare ovviamente. Mi venivano in mente 3 analogie ascoltando i vari interventi. La prima è che bisognerebbe passare da un turismo della fame a un turismo del gusto, nel senso che la fame è un bisogno primario e quindi soddisfa il fatto che c'era l'Italia del dopoguerra che voleva andare in vacanza con la chiusura delle fabbriche, quindi tutti riversati. L'arco della stagione turistica durava 2 mesi, no? Era quello che raccontava nell'aneddoto di Zaia prima Federico Caner. E quindi i nostri nel sistema hanno creato un qualcosa che non c'era. Hanno creato le strutture, hanno creato le spiagge, hanno riattivato determinati luoghi e hanno costruito, la ricettività nelle città d'arte per accogliere i turisti. Il turismo del gusto è un turismo di pianificazione, è un turismo di gioia, è un turismo di programmazione, è un turismo di diversificazione e integrazione delle esperienze, perché il gusto è fatto di sapori diversi, è fatto di pairing con i vini, è fatto quindi di pairing tra la cultura e il turismo, tra l'enogastronomia e il turismo, tra il mondo del fashion e il turismo, tra la tecnologia e il turismo, tra la sostenibilità e il turismo, e quindi si aprono sensazioni papillari e gustative completamente differenti. Ovviamente questo richiede un cambio di passo, un cambio di mentalità, e quindi il tavolo che si occuperà di questo avrà una sfida interessante, quella di dimostrare che il Veneto è la prima regione che riesce ad affrontare in maniera diversa l'integrazione dei momenti di consumo attraverso la gioia di poterlo poi raccontare, perché poi non ci dimentichiamo, anche quando si è parlato da parte della dottoressa Bisiol della comunicazione, che siamo ormai nudi, la reputation è fondamentale. Siamo nudi perché ognuno vuole raccontare delle storie, e una volta si pubblicavano sui media tradizionali, adesso su TikTok, e quindi è talmente veloce che non riusciamo nemmeno a gestire la comunicazione e la diversificazione. La seconda analogia, ascoltando quello che ci ha detto prima, ed è molto interessante, l'analogia che il turismo è il petrolio, no? Io direi che dobbiamo passare dal turismo del petrolio al turismo della cogenerazione,
perché se non facciamo squadra e non collaboriamo, questo tipo di stimolo sulla materia prima, che è la risorsa che troviamo sottoterra, non la riusciamo ad elevare ad un qualcosa di più valido, a un qualcosa che guarda verso le nuove fonti di energia. E quindi quali sono le nuove fonti di energia del turismo? Non soltanto il fatto che abbiamo competenze, ma il fatto che abbiamo una visione sulle competenze. Non soltanto il fatto che abbiamo prodotti disponibili, ma che creiamo prodotti disponibili, in riferimento all'innovazione che faceva Federico. Quindi guardiamoli in maniera differente, cioè partiamo dal fatto che abbiamo ancora dei fossili da sfruttare, ma non ci fermiamo al consumo dei fossili, cerchiamo di creare nuove occasioni di consumo per una cosa che forse non ho ascoltato nelle varie presentazioni, ma la cito, per la destagionalizzazione, perché noi abbiamo capacità inevase, ci siamo resi conto con la pandemia di quanti sono stati i giorni di fermo azienda senza avere un settore con magazzini. Abbiamo perso volumi di ricavi, abbiamo perso profitto, abbiamo perso risorse umane e questo è un dramma. Trasformarlo di nuovo in una spinta produttiva è complicato. La terza e ultima analogia, e poi lascio a Stefano la prosecuzione di questo panel, che mi veniva in mente ascoltando l'ultimo intervento di Crosta. Secondo me dobbiamo superare un po' la logica e faccio riferimento anche a una cosa che ha detto Martini. Noi siamo legati molto ad una logica di prodotto, no? Come un po' i mercati medievali, erano mercati chiusi. No? Il fatto che si parlava non di Veneto come destinazione o prima ancora come d'Italia, no? Voglio dire, non è che noi siamo tifosi solo quando gioca la nazionale, anche il Veneto è la nostra nazionale, questo l'ha detto benissimo Massimiliano. Uscire dalla logica del mercato chiuso ed entrare in quello della fiera del Rinascimento è un passaggio culturale dal Medioevo al Rinascimento. Quindi la possibilità di dire il nuovo turismo dove deve guardare? A mercati nuovi. Ma come ci arrivo? Sono io che devo cogliere la domanda, quindi gli osservatori devono guardare i forecast sulla domanda e non solo il consolidato delle informazioni pregresse, perché altrimenti è come se guidassimo con la testa girata all'indietro e prima o poi andiamo a sbattere. Ecco, mi fermo qua, grazie. Grazie. No, io sono più che d'accordo, nel senso che gli osservatori che misurano il passato, sì, per carità, insomma, vanno bene per le tesi di laurea, diciamolo così. Mentre invece, appunto, il problema del futuro è che, come dire, si scopre solo dopo che cosa si verifica o no. Per certo, però si fanno delle analisi di probabilità. Invito Gianni Carrer a darci un contributo. Faccio solo una battuta, mi è piaciuto molto quell'analogia dalla fame al gusto. Penso che noi dovremmo fronteggiare sempre di più dei mercati di domanda simili a noi, che quindi hanno una cultura del consumo, non è che arrivano per la prima volta e vogliono sbafare tutto in un minuto. Buongiorno, vi ringrazio per l'invito e per l'analisi molto dettagliata che ho sentito. Io vi riporto, senza magari ripeterci su tanti temi, sulla comunicazione, sulla rigenerazione urbana e su altre cose importanti che ho sentito, con la mia esperienza un po' da imprenditore ma anche da assessore nel settore dell'urbanistica e del turismo. Mi piace riprendere un tema che è stato sottolineato, sfiorato adesso con la destagionalizzazione e prima con Schiavon riguardo all'occupazione. Beh sì, è un problema grossissimo che secondo me poi non si affronta mai in maniera approfondita ponendoci gli esatti interrogativi, i motivi sulle quali abbiamo tante difficoltà in questo momento a trovare occupazione nel settore turistico. Se il post-Covid o il Covid ha generato uno spostamento dal settore turistico ad altri settori, la motivazione è abbastanza naturale perché queste persone avevano bisogno di lavorare, quindi si sono riconvertite in altri settori dove effettivamente il lavoro lo trovavano e non ritornano più nel settore turistico. Però in genere ci siamo mai chiesti perché abbiamo così tanta difficoltà a trovare personale nel settore turistico. Nel nostro comune facciamo una piccola cosa ogni anno, regaliamo la Costituzione ai 18enni. Quindi questi 30-40 ragazzi, insomma, che più o meno ogni anno si presentano, poi gli facciamo la classica domanda: che cosa faranno poi nel futuro? Beh, una piccolissima percentuale si occuperà di turismo. Insomma, io vengo da Bibbione, dal comune di San Michele a Tagliamento, quindi una spiaggia abbastanza grossa, dove ti aspetti che molti dovrebbero avere questa aspirazione a lavorare nel turismo. E invece no, solo una minima parte. Perché? Perché a loro non offriamo prospettive, non offriamo un futuro, offriamo nella migliore delle ipotesi
3 mesi di lavoro, 4 mesi di lavoro, ma questo non può essere il futuro, questo non può costruire un progetto. Per quello la destagionalizzazione non è diventato solo un problema di qualità, è diventato anche un problema sociale, perché se non diamo un progetto, non diamo dignità a questi ragazzi, mai nessuno vorrà occuparsi di turismo. Faranno altre occupazioni e noi avremo sempre più difficoltà come imprenditori a trovare figure professionali che vorranno effettivamente lavorare e costruire una vita nel settore turistico. Grazie. Grazie Carver. Io colgo questo passaggio, è uno dei temi che penso affronteremo ai tavoli, una necessità. Intanto la fotografia è incondivisibile, insomma, un lavoro a fortissimo turnover e un lavoro in cui tutto sommato, al di là di alcuni chef, c'è poca aspirazione, no? Al di là dei personaggi televisivi. E colgo invece quest'altro elemento, che può darsi che i contratti su base territoriale possano fare un passo in avanti, perché non è detto, se poi esiste una stagionalità, non è detto che lo stesso lavoratore debba fare lo stesso mestiere 12 mesi l'anno, quindi può anche darsi che ci possa essere in questa logica di filiera e di intersettorialità anche un'interscambiabilità, e su questo credo che il sindacato sia particolarmente sensibile. E chiamo Francesco Mattiazzo per l'ultima clip. Grazie, innanzitutto ringrazio la Regione, ringrazio tutti i presenti anche sui vari tavoli. Piano strategico è fondamentale, ed è fondamentale averlo cambiarlo ogni anno, perché il mondo del turismo cambia. Dopo questa pandemia cambierà, non dico ogni anno, ma ogni 2 forse sì. Allora, se si parla a livello internazionale, chi ha la possibilità di parlare con i vari operatori, dai grandi operatori ai piccoli operatori, capisce benissimo che il mondo del turismo non è statico, è dinamico e quindi cambierà. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se domani mattina ci sarà la fortuna, e penso di sì, che a settembre, ottobre questo virus sarà debellato, noi potremo avere la fortuna, perché noi possiamo aumentare, specialmente anche nella Regione Veneto, sia nei periodi morti, come diceva Antonello De Medici, che anche negli altri periodi, però nelle città minori, 2 tipi di turismo. Il mercato del turismo si muove con conto economico, quindi quando i grandi operatori le olta, che noi potremo combattere, ma fino a un certo punto, perché noi le combatteremo, perché dobbiamo dare maggiore marginalità alle nostre aziende, però dovremo fare un mix tra olta e possibilità di ricevere lavoro diretto. Quindi noi avremo 2 tipi di business, un business che sarà ancora l'arrivo delle grandi navi, tantissime cose, quindi un turismo di massa, e dopo avremo il turismo, come si diceva prima, come diceva il CISET giustamente, un turismo slow, un turismo dove andremo a cercare le città minori, dove dobbiamo portare questi turisti sulle città minori, perché quando vi parlate con il mondo americano, con tantissimi mercati, su tante città le conoscono benissimo, quindi noi dobbiamo anche offrire tutte le altre città che sono minori, però non dobbiamo dimenticare che i turisti non è che accettano tutti il mondo slow, ma accettano un mondo dove arriveranno sempre, per conto, secondo me, nelle grandi città, ma anche con le grandi masse. Quindi noi dobbiamo gestire fortunatamente 2 mercati. Questi 2 mercati dovremo capire con i piani strategici di cambiarli molto velocemente ogni anno, di riuscire a dare una visione a tutti gli imprenditori veneti di cosa sta succedendo e dove dobbiamo portare il nostro focus per riuscire a gestire questi flussi. È una sfida molto interessante, perché è una sfida dove è facile che se prima si fatturava pre-pandemia 100, potremo arrivare anche a 130, 150, quindi ci sarà una grossa crescita, perché i dati nazionali del turismo dicono che noi siamo, mi pare, il 6º o l'8º paese nel mondo, ma se voi vedete i dati dove la concentrazione sono concentrate in 10-15 città in Italia. Nel Veneto la più grossa concentrazione è fatta su Venezia, nel Veneto subito dopo c'è Mestre, perché è il bacino degli alberghi dove la gente dorme, e dopo c'è Verona. Questi sono gli indicatori, più tutte le altre città.
Allora qua dobbiamo solo capire come portare le persone, come diceva giustamente il CISET, anche su tutte le altre città minori. Questo secondo me è una sfida importantissima. Dobbiamo gestirla, dobbiamo essere molto uniti e dobbiamo proprio riuscire a dare questo nuovo messaggio a tutti i vari mercati, perché chi comanda è il mercato e il mercato non lo comandiamo noi. Dobbiamo proporre, dobbiamo dare qualità, dobbiamo dare suggerimenti, per attenzione che imporre una nostra volontà sarà molto difficile, dobbiamo proporla e dobbiamo guidarla il più possibile. Le competenze ce le abbiamo, perché le competenze ce le abbiamo, facciamo squadra, mettiamoci insieme, se lanciamo questo messaggio di qualità riusciamo a governare i flussi e portare le persone nel Veneto dove vogliamo noi. Se io riesco a cambiare anche per esempio il mondo degli eventi e congressi e portarli un po' su tutto il Veneto, destagionalizzare completamente, perché anche a Venezia se porto un evento nel mese di dicembre non mi dicono di no, se lo porto a maggio forse do fastidio, se lo porto in altre città minori dove in questo momento non c'è niente, forse riusciamo ad aumentare questi nuovi flussi, governarli e dare un beneficio a tutti i nostri imprenditori. Secondo me la squadra c'è, il piano strategico è perfetto, dovremmo cambiarlo forse ogni anno, non cambiarlo ma migliorarlo. Gli studi del CISET ci confermano questo, quindi penso che siamo sulla vostra strada. Grazie. Grazie Francesco. Io sono alla conclusione di questa mattinata molto intensa e vi ringrazio, molto stimolante. Dico solo una cosa, quest'ultimo intervento mi fa pensare a una cosa che già ho detto in un position paper. Credo che siamo pronti a fare il salto da sempre di più a vendere il nostro prodotto piuttosto che non lasciarlo comprare agli altri. È banale, ma credo che sia proprio il momento giusto, perché vuol dire crescere il valore, far crescere il valore. Se no, se ci lasciamo comprare forse è più facile, ma il valore non cresce. Do la parola per l'ultima saluto all'assessore Volante. No, beh, 30 secondi veramente, perché abbiamo detto tutto, gli interventi sono stati tutti stimolanti, il lavoro importante, insomma, sappiamo quello che dobbiamo fare. L'unica riflessione che mi viene, sentendo un po' tutti, e compreso anche il sottoscritto, è che un po' tutti abbiamo detto no, il Covid ci porta al cambiamento, a pensare in maniera diversa, ad adeguarci velocemente. Però vorrei fare una sottolineatura, e la faccio soprattutto a me stesso, perché a volte sono io il primo che quando parla di piano strategico dice che deve essere modificato, no? In tempo reale. In realtà le linee strategiche sono linee strategiche che hanno una certa durata nel tempo. Quello che dobbiamo fare noi è modificare le azioni annualmente in maniera che siano flessibili per adeguarci alle condizioni, perché giustamente, come diceva più di qualcuno di voi, il turismo cambia in continuazione e è sempre cambiato di fatto, no? Quindi ci dobbiamo adeguare. Il Covid, diciamo che ci ha insegnato sta roba, ce l'ha accelerata, ecco. Forse ci ha fatto prendere più coscienza ancora di questa cosa qua, così come anche dell'importanza del turismo sugli altri settori, no? Lo sapevamo già tutti, invece lo siamo sempre detti, però quando l'abbiamo toccata proprio con mano, no? E che abbiamo visto cosa anche negli altri settori comporta il blocco del turismo, a qualcuno gli si è accesa la lampadina, magari a chi non veniva anche dal mondo del turismo. Quindi io credo che il piano strategico debba avere una durata di lungo periodo, i 5 anni come minimo, anche 10 ci sono, perché voglio dire, se la linea strategica è andare verso la sostenibilità, per esempio, del turismo, del territorio, c'è, rimane, Covid o non Covid, voglio dire, no? Così come anche il tema del digitale, no? Non solo del DMS in quanto tale come sua declinazione, ma dell'importanza dell'innovazione tecnologica o gli strumenti, se c'è ed è codificata, rimane. Poi, che sia l'utilizzo di un sistema piuttosto che un altro, oggi o domani, o che lo si cambi in tempo reale, con le azioni anche locali. Guardate che noi in questi 3 anni di piano strategico, le azioni che abbiamo fatto annualmente, le abbiamo cambiate con una semplice delibera, ci siamo adattati ai tempi. Ecco, forse ciò che dobbiamo cogliere noi, che vale per il turismo, vale anche per gli altri settori, anche quando facciamo le leggi regionali, mi viene in mente che sta roba qua, dobbiamo fare leggi regionali di lungo respiro, strategiche. Poi l'adeguamento locale avviene con le delibere in corso,
non è che si possono fare, io tante volte le dico anche ai consiglieri queste robe qua, non facciamo le leggi ingessate che vanno a identificare anche le cifre, le cose, le questioni, che mettono confini, che mettono perimetri, perché quando poi ti devi modificare, perché il mondo corre più veloce della burocrazia, diciamo, non riesci a farlo in tempo reale e quindi non serve a niente. Quindi come la legge deve essere una legge quadro, generica, e poi ci si deve adeguare, qua è la stessa identica cosa. Noi dobbiamo avere un piano strategico che ha una certa dimensione. Tante di quelle cose che avevamo scritto nel 2019 sono ancora valide, assolutamente. È la capacità di adeguarsi, la metodologia, la gestione del processo, che deve essere veloce, no? Ecco, questo è il tema che mi viene in mente come riflessione finale, ascoltando un po' tutti voi. Ecco, però, insomma, mi pare che siamo sulla strada giusta. Buona giornata, adesso facciamo una foto tutti assieme. E così tutta la sicurezza che abbiamo maturato fino adesso crolla. Sì, la chiamarono il grande contagio. Volevo chiudere soltanto dicendo che dal 22 di questo mese, 22-23, sono 4 tornate di tavoli, ci sono i tavoli del piano, ci si può iscrivere, l'invito è iscrivetevi, perché se eravamo 300 3 anni fa, contiamo di essere molti di più e molto più partecipi. Grazie dell'attenzione e ci vediamo il 22.